e ben ritrovati con la prima edizione di Antenna 3, primo appuntamento con la nostra informazione in questo mercoledì 21 settembre che ci propone tanti temi su cui riflettere, su cui discutere. Iniziamo con la guerra in Ucraina che segna un nuovo capitolo, una nuova escalation dopo gli annunciati referendum di annessione dei territori del Donbass alla Russia. Il discorso questa mattina molto presto, era atteso per ieri sera e poi è stato mandato in onda questa mattina del presidente Putin alla nazione, che ha annunciato una mobilitazione parziale sul fronte militare per quanto riguarda l'esercito, e ha detto: siamo disposti a tutto per difendere il nostro territorio. Naturalmente ci sono poi le reazioni a livello internazionale, le reazioni anche della politica italiana che si appresta ad affrontare gli ultimi giorni, per esattezza 4 giorni, gli ultimi 4 giorni in vista di campagna elettorale, anche se poi il silenzio elettorale sappiamo scattare alla mezzanotte di venerdì per il voto, poi alla vigilia del voto di domenica 25 settembre. E poi ci sono le notizie di casa nostra, la cronaca in primo piano come sempre. Questi e tanti altri argomenti in questa lunga diretta, ma andiamo con ordine. Partiamo proprio con la cronaca e con una comunità sotto shock nel Trevigiano per la morte di una dodicenne che si è tolta la vita. Si è tolta la vita ad appena 12 anni. Un gesto estremo che lascia la famiglia e un'intera comunità sotto shock. Venerdì scorso, il giorno della tragedia. I genitori, tornati a casa, hanno trovato la figlia esanime. Il tentativo dei soccorritori è stato vano. I sanitari hanno potuto solo constatare la morte della dodicenne, mentre i rilievi dei carabinieri hanno confermato l'atto volontario e disperato. Un gesto che non trova spiegazione, un dramma che la comunità del paese e la famiglia non riescono a spiegarsi. La ragazza, residente nel Coneglianese, era in Italia da qualche mese. Arrivata con i genitori da un paese dell'area balcanica, la famiglia era ben integrata e gli inquirenti escludono il bullismo tra le possibili cause che l'hanno spinta al suicidio. Aveva iniziato la scuola da solo 5 giorni. Anche gli insegnanti e i compagni di classe, come tutta la comunità, sono sconvolti e si stringono attorno alla famiglia e al loro dolore, conservando il massimo riservo sulla vicenda in segno di sostegno ai parenti della ragazza. Un abbraccio, quello che i cittadini vogliono dare ai parenti lontani, che dalla madrepatria stanno vivendo il lutto. Ottenuto il nulla osta alla sepoltura, la volontà della famiglia è quella di portare la salma nel paese natale, dove verranno celebrati i funerali. Ci spostiamo a Padova con una rissa a colpi di macete nel tardo pomeriggio di ieri all'interno del centro Ingrosso Cina. Lite a colpi di macete all'interno del centro Ingrosso Cina di Corso Stati Uniti a Padova. Protagonisti 2 cittadini cinesi, uno di questi rimasto seriamente ferito al braccio sinistro. Secondo una prima ricostruzione fatta dai poliziotti intervenuti sul posto, un 43enne cinese ieri pomeriggio è arrivato in auto al centro Ingrosso ed è sceso con intenti bellicosi armato di un grosso macete. Poi è andato da un connazionale e ha cominciato a litigare furiosamente. La vittima, un 40enne cinese, ha schivato più colpi, ma alla fine è rimasto ferito profondamente al braccio sinistro. L'aggressore è poi scappato a bordo dell'auto prima dell'arrivo della polizia e dei soccorsi. Le informazioni fornite dai testimoni oculari dell'accaduto sono state fondamentali per i poliziotti della squadra mobile, che hanno identificato e rintracciato l'aggressore. È un 43enne già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti. È stato portato in questura e arrestato per lesioni aggravate. Il ferito invece è stato ricoverato in ospedale. E in città cresce la preoccupazione per gli episodi di violenza, per le risse che vedono coinvolti gruppi di stranieri nella zona della stazione. Ci sarebbe un fermo per la rissa avvenuta lunedì sera in Corso del Popolo a Padova. Un cittadino marocchino che in qualche modo avrebbe preso parte all'aggressione davanti al kebab. La vittima, un 37enne marocchino residente a Conegliano, è stato operato per le ferite profonde riportate al volto. L'uomo era appena uscito dalla stazione e voleva mangiare all'interno del kebab, ma prima di entrare nel locale, non si sa per quale motivo, è stato cerchiato da un gruppo, pare di tunisini, con cui ha iniziato a litigare. Il litigio è degenerato nella violenza e
e il 37enne è stato colpito al volto con un coccio di bottiglia ed è finito tramortito a terra. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione attraverso le testimonianze di residenti e passanti e le immagini delle telecamere della zona. Quel che è certo è che l'episodio di Corso del Popolo purtroppo non è isolato. Molti cittadini che abitano o lavorano in quella zona che denunciano la presenza di balordi e violenti, un problema che dura da molto tempo. Nelle ultime settimane in città si è tornati a parlare di risse tra stranieri, prima con l'episodio in pieno centro in Piazza Duomo con i video diffusi da un barista che immortalano una lite tra ubriachi che ha spaventato i clienti dei plateatici, poi con l'aggressione al titolare di un ristorante per asporto bengalese di Via Avanzo, colpito da 2 connazionali con delle mazze da baseball per farsi dare cibo e alcol. A Montecchio Maggiore, siamo in provincia di Vicenza, 6 persone denunciate per ricettazione sono state fermati all'interno di un furgoncino, è stata trovata della merce rubata. 6 persone denunciate per ricettazione. I carabinieri di Montecchio Maggiore le hanno fermate durante un posto di controllo mentre viaggiavano dentro un furgone lungo via Piave. Il loro atteggiamento nervoso ha subito insospettito i militari che hanno fatto scattare la perquisizione del veicolo. Rinvenuta merce di marca rubata in parte lo scorso 17 settembre nella provincia di Pavia, apparati elettronici, abbigliamento, occhiali da sole e persino un monopattino elettrico. Aperte le indagini per capire dove sia stato trafugato tutto il materiale e quale fosse la sua destinazione. Intanto l'intero carico è stato posto sotto sequestro. Tamponamento tra 3 auto e un camion nel campo Sampierese, 5 le persone rimaste ferite. Questa situazione di carenza di personale non si ripercuote sui casi più gravi, quindi tra questi chiaramente i casi più gravi di criminalità comune, e i casi più gravi di criminalità economica e i reati stradali, in particolare quelli con omicidio colposo, lesioni gravissime, ma anche i decreti penali per guida in stato di ebbrezza. Nonostante la carenza di personale, l'impegno del capo della Procura trevigiana è quello di dare la massima priorità ai procedimenti per reati stradali, più che un'emergenza, un fenomeno vero e proprio. Troppo sangue sulle strade della provincia. Tra agosto e settembre la Marca ha già pianto 20 vittime. Il dato oggettivo rimane quello appunto dell'anomala incidenza nella provincia dell'infortunistica stradale mortale o comunque gravissima. Non credo che il fenomeno possa essere contrastato con l'inasprimento delle pene, che già sono piuttosto alte, ma si tratta di lavorare sulla sensibilizzazione, sulla prevenzione, cominciando magari dalle scuole con i giovani e facendo capire che bisogna stare attenti quando si esce a cena, quando si esce fuori, a non bere troppo prima di mettersi alla guida. Alcol che resta un'amara costante. Solo nella notte a Castelfranco Veneto i carabinieri hanno fermato un 40enne completamente ubriaco con valori 4 volte quelli di legge, ma l'alcol è solo un fattore tra i tanti. Imprudenza e impazienza, dice il capo procuratore, sono molto diffusi tra i trevigiani. Una cosa che ho notato, questa è una cosa che ho notato personalmente, qui viaggiando in auto per Treviso, nella zona, mi è parso che ci sia una quantità di soggetti che utilizzano il clacson, per poco e per niente, se solo davanti a loro qualcuno rallenta, perché magari, come capita a volte a me, non è pratico della zona e ha bisogno di controllare meglio la segnaletica. C'è una forma anche che denota una forma di impazienza e di voglia di velocizzare, di andare forte. L'appello è duplice alle istituzioni ma anche ai media perché si promuova una svolta culturale e agli automobilisti, soprattutto ai più giovani. Dunque un appello e una considerazione. Le conseguenze di un incidente stradale gravissimo mortale segnano una persona, anche chi sopravvive lo segnano per la vita, e quindi quando si mette alla guida bisogna pensarci, perché il veicolo può diventare un'arma mortale. Avete capito, questo era il servizio con le parole del procuratore di Treviso per quanto riguarda quello che lui stesso definisce un fenomeno anomalo degli incidenti, delle vittime sulle strade della Marca, ma adesso vediamo quanto accaduto invece oggi nel campo Sampierese con 5 persone rimaste ferite.
Era ferma in via Pasubio a Campo San Piero martedì pomeriggio in attesa di svoltare in via Pavese questa Mercedes bianca condotta da una donna residente a Santa Giustina in Colle. Dietro di lei una Clio dove viaggiavano una figlia con la madre anziana e una Turan con una donna al volante. Tutti i veicoli erano fermi nella loro corsia di marcia quando sono stati tamponati da un autocarro Iveco condotto da un cittadino romeno di 21 anni di Piazzola sul Brenta che ha tentato vanamente di frenare. Immediati sono scattati i soccorsi. Tutti gli occupanti delle auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati al vicino ospedale di Campo San Piero. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale e della Federazione del Campo San Pierese che hanno istituito un senso unico alternato e ripristinato la completa viabilità dopo 2 ore. Un anno fa la morte in A4 di un 36enne autista residente a Vigo d'Arzere in provincia di Padova ha fissato per il prossimo 1° dicembre a Brescia il processo per il camionista che lo aveva tamponato. Da un anno aspetta giustizia la famiglia di Adrian Chitoroaga, 36 anni, la moglie e i 2 figli di 9 e 10 anni. Il camionista di origine moldava, da tempo residente a Vigo d'Arzere, era morto in un incidente terribile il 7 settembre 2021 in A4 all'altezza di Desenzano. Il suo articolato, fermo a causa di un rallentamento, era stato tamponato 2 volte con violenza da un carro attrezzi che era sopraggiunto. Proprio per il conducente di questo mezzo, un 48enne di Desenzano, il PM di Brescia, Elisabetta Carrea, ha chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 1° dicembre. Lasciamo la cronaca e saluto subito il direttore dell'INPS Veneto, Antonio Pone. Buongiorno direttore, ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Importante per fare chiarezza insieme al direttore nella giungla di bonus tra quelli approvati in precedenza, quelli recentemente decisi dal governo. Insomma, cerchiamo, direttore, di capire un po' di più, di dare proprio delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori. Iniziamo dal bonus 200 euro, misura che era stata approvata qualche mese fa dal governo Draghi e che riconosce proprio nei giorni scorsi una nuova pagina, perché è arrivato il via libera esattamente il 13 settembre dalla Corte dei Conti al decreto attuativo proprio della misura. Cosa succede dunque per quei lavoratori che possono usufruire di questo bonus? Sì, allora ci sono una serie di buone notizie per gli ascoltatori, possiamo fare il punto. Innanzitutto molti hanno già fruito dei bonus 200 euro, ne hanno fruito in particolare i lavoratori dipendenti, ne hanno fruito i pensionati. In Veneto in particolare il dato relativo ai pensionati è di 1.099.000 e rotti pensionati che hanno ricevuto già il bonus con il mese di luglio, per un importo medio delle pensioni interessati pari a 1.103 euro. Quindi diciamo l'importo medio delle pensioni che sono state interessate dall'erogazione del bonus è appunto 1.103 euro. Tutti questi soggetti l'hanno già avuto, l'hanno avuto i percettori di reddito di cittadinanza, l'hanno avuto tutta una serie di soggetti. Per altre tipologie di soggetti invece, diciamo così, c'è un tempo d'attesa perché l'erogazione verrà ad ottobre, perché occorre aspettare il consolidarsi dei flussi UniMS da parte del mondo delle aziende e dei datori di lavoro per verificare che non siano state erogate queste somme a dato titolo perché per esempio il soggetto fosse occupato, no? Quindi penso in particolare agli stagionali, agli intermittenti, a tutta una serie di altre figure che appunto il bonus da 200 euro lo percepiscono con un differimento non con il mese di luglio, ma lo percepiranno in questo caso sempre dall'INPS, ma con il mese di ottobre. Ma nel frattempo con il decreto aiuti-ter c'è una novità che riguarda i pensionati, i lavoratori dipendenti, riguarda i disoccupati, riguarda sostanzialmente tutte le tipologie di persone che hanno avuto titolo per fruire del bonus da 200 euro, ossia un'ulteriore erogazione di 150 euro che è soggetta a un limite di reddito più bassa, cioè mentre per i 200 euro il reddito di riferimento erano 35.000 euro l'anno, quindi diciamo così per i lavoratori dipendenti grosso modo 2.500-2.600 euro al mese, adesso questo reddito di riferimento scende a 20.000 euro l'anno, quindi parliamo
sostanzialmente di una retribuzione mensile che è attorno ai 1.538 euro, per intenderci. Questi soggetti percepiranno un'integrazione di 150 euro. In molti casi l'erogazione non dovrà essere fatta facendo una domanda. Questo vale per i pensionati, vale per i percettori di reddito di cittadinanza, vale per i lavoratori dipendenti che avranno l'erogazione da parte del proprio datore di lavoro, e tutti questi soggetti con la mensilità di novembre, perché novembre è il mese di riferimento in cui ci sarà questa erogazione. Poi ci saranno tutta una serie di persone che lo avranno in automatico senza la necessità di fare domanda, ma semplicemente perché lo avevano avuto in passato, no? Quindi mi riferisco in particolare a chi fosse disoccupato nel corso del mese di novembre, disoccupato o in discall, oppure risultasse nell'anno corrente percettore di disoccupazione agricola a valere per il 2021. Inoltre vale questo ragionamento, cioè l'automatismo, anche per stagionali, somministrati, intermittenti, lavoratori occasionali, venditori a domicilio e lavoratori dello spettacolo, naturalmente nel rispetto anche in questo caso di quelli che erano i requisiti che valevano già per l'erogazione del bonus 200 euro. Il decreto a cui lei faceva riferimento sblocca anche l'importante partita del bonus da 200 euro per gli autonomi. Questo bonus aveva un canale di finanziamento ad hoc, 600 milioni di euro, di cui circa 95 milioni per i professionisti, quindi una platea complessiva a livello nazionale attorno ai 3 milioni di persone. Questo bonus qui necessitava di un decreto attuativo che è stato approvato dal ministro Orlando nel mese di agosto e che, come giustamente ricordava lei, è stato poi validato dalla Corte dei Conti la settimana scorsa. Non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'INPS e le casse privatizzate sono pronte a ricevere le domande e l'apertura dei format avverrà con il 26, quindi con lunedì prossimo, a condizione che da qui a lunedì intervenga la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che perfeziona, anche su un piano formale, l'efficacia di quel decreto. Quindi se nei prossimi giorni, e questo dovrebbe essere, verrà pubblicato il decreto, da lunedì si potrà presentare la domanda per il bonus 200 euro che interessa in particolare tutto il mondo dei lavoratori autonomi. Il decreto aiuti ter, che è quello che prevede l'integrazione e quindi il bonus da 150 euro che si aggiunge al bonus da 200 euro, consentirà sostanzialmente per chi ha un reddito fino a 35.000 euro di chiedere come lavoratore autonomo il bonus da 200 euro. Ma chi avesse un reddito inferiore a 20.000 euro ed è un lavoratore autonomo potrà, le procedure sono già state attrezzate in questo senso, chiedere sia l'erogazione del bonus da 200 sia contestualmente anche l'erogazione del bonus da 150. Quindi il bonus per i lavoratori autonomi diventa complessivamente pari a 350 euro, naturalmente a condizione che il lavoratore abbia un reddito inferiore a 20.000 euro. Diversamente il bonus sarà solo di 200 euro e non di 350. Per i lavoratori dipendenti invece resta... L'erogazione è fatta a valere dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di novembre. Non è necessario presentare una richiesta o una domanda, si dovrà semplicemente autocertificare, come è già stato fatto nel mese di luglio, al datore di lavoro di non aver percepito il bonus ad altro titolo. Perfetto, è stato chiarissimo. Un accenno, direttore, anche per il bonus psicologo, intorno al quale c'era stata una grande discussione, perché sappiamo che veniamo da 2 anni molto difficili che hanno segnato profondamente le persone psicologicamente, quindi si chiedeva con gran forza che venisse riconosciuto. È stato così? Come funziona? Allora, il bonus, chiamiamo psicologo, è stato sicuramente un successo. È stato un successo perché finanziato con 10 milioni di euro, il governo è corso a rifinanziarlo con altri 15 milioni di euro, quindi 25 milioni di euro totali, perché la misura è risultata molto richiesta. Che cosa consente il bonus? Consente sostanzialmente di avere una copertura per un ciclo di cure presso il proprio psicologo di riferimento, presso una figura appunto specialistica,
che può coprire fino a 600 euro. Ogni singola seduta, ogni singola prestazione può essere coperta fino a 50 euro. Quindi per coloro i quali risultano con un reddito inferiore a 15.000 euro, il bonus è percepibile sotto forma di voucher, poi magari vediamo nel tecnico come funziona, per l'intero. Quindi 600 euro complessivi, ogni singola seduta è rimborsabile fino a 50 euro, questo significa che si possono fare complessivamente fino a 12 sedute. Questa prestazione è agganciata al reddito, al parametro ISEE, quindi fino a 15.000 euro per l'intero, abbiamo detto 600 euro, da 15.000 a 30.000 euro di ISEE 400 euro, da 30.000 fino a 50.000 200 euro, quindi sostanzialmente 4 sedute da 50 euro. Come funziona? Il richiedente entra nel portale, nell'area prestazioni non pensionistiche, fa la domanda, fa la richiesta, il format è estremamente semplice e qualora appunto risulti in possesso dei requisiti che sono sostanzialmente requisiti reddituali, perché non ci sono, non c'è una limitazione o non c'è la necessità di presentare documentazione medica che attesti situazioni di carattere particolare, si entra all'interno di una graduatoria. Ovviamente la priorità è data a coloro che sono in fasce di reddito più basse e si viene ad aver titolo a questo bonus. Dall'altra parte tutta una serie di professionisti si sono certificati, si sono inseriti all'interno del sito e sostanzialmente attraverso l'attribuzione di un codice univoco che poi il professionista inserirà nelle fatture e inserirà poi anche nel sito dell'istituto, il professionista, anziché essere pagato dal cittadino, viene pagato dall'INPS che corrisponderà la somma dovuta direttamente all'IBAN che il professionista andrà a indicare all'interno del portale. Quindi sostanzialmente si accede al portale sia come utente, come cittadino, per fare domanda e poi anche per selezionare qual è il professionista al quale ci si rivolge e anche per prenotare le singole sedute. Dall'altra parte il professionista rendiconta di aver fatto le sedute con quella persona individuata da quel codice univoco e l'istituto andrà a rimborsare al professionista il dovuto al posto del cittadino. Chiarissimo, e anche mi sembra abbastanza immediata come cosa. Naturalmente bisogna avere l'ISEE perché abbiamo capito che poi le varie fasce... ISEE chiaramente, e anche un decalage, nel senso che chi ha un ISEE più basso ha l'importo pieno del bonus che può raggiungere anche una cifra abbastanza ragguardevole, 600 euro. Ovviamente a 50.000 euro, che è la soglia massima prevista, stiamo a un bonus, un voucher che viene riconosciuto ma di valore inferiore, 200 euro complessivamente. Questi bonus vanno a dare una risposta alle difficoltà che stanno vivendo i cittadini, le famiglie, e forse ancora meglio a fotografare questa situazione di difficoltà arrivano i dati, lo specifichiamo subito, aggiornati a marzo, perché i nuovi dati arriveranno domani probabilmente, giusto direttore? Per quanto riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro e le nuove assunzioni. Lei ci ha mandato dei dati, appunto lo ripetiamo, a marzo, però che sono già indicativi della situazione. Io qui ho la tabella, speriamo sia leggibile da casa, per quanto riguarda intanto le cessazioni suddivisa a tempo determinato, a tempo indeterminato, ma vediamo un attimo quello che è il dato complessivo, direttore. Sì, il dato di riferimento si vede all'inizio, nella prima parte che vedete, io andrei proprio su cessazioni a tempo indeterminato. Lì si vede molto nettamente come rispetto agli anni scorsi, anche rispetto agli anni pre-Covid, si è registrato nel primo trimestre del 2022 un incremento delle cessazioni, in particolare delle cessazioni a tempo indeterminato. Questo è, confermato anche nel trimestre. Stiamo attendendo l'aggiornamento che ci sarà domani, lo abbiamo potuto portare oggi, però sappiamo già che il dato nazionale, che è già noto, conferma questa tendenza. C'è stato sicuramente, a valle della pandemia, questo fenomeno anche in Veneto, oltre che in Italia, detto così della big resignation, cioè praticamente le
grandi dimissioni, no? In molti hanno messo in discussione un po' il loro stile di vita, le proprie scelte professionali a valle della pandemia. C'è chi ha cercato nuove opportunità di lavoro, c'è chi sta cercando nuove opportunità di conciliazione vita-lavoro. Questo è un fenomeno internazionale, diciamo, che è emerso da prima negli Stati Uniti, ma che diciamo, è presente un po' in tutto il mondo occidentale e che sta anche generando tutta una serie di riflessioni anche nel mondo datoriale, sindacale, perché chiaramente è un segnale di nuovi equilibri, no? Che andranno poi anche a impattare quello che è la dinamica dell'offerta di lavoro oltre che della domanda di lavoro e che potrà nel tempo forse anche incidere su quelli che sono le pressioni su aumenti retributivi. Va detto che queste grandi dimissioni sono associate a un incremento del numero delle nuove assunzioni, cioè è proprio un turnover quello che si sta generando, cioè anche in relazione a quella che è la crescita del PIL che si è registrata in questi mesi, anche il numero delle nuove assunzioni, anche a tempo indeterminato nel corso del primo trimestre di quest'anno, è risultato molto più elevato degli anni precedenti. Quindi è proprio una sostituzione, è proprio una maggiore dinamica all'interno di uno stock, quello che si sta realizzando. Altrettanto forte è la crescita in particolare sul tempo determinato e sulla somministrazione, però con una componente di incertezza, perché quello che si registra è che la durata media dei contratti a tempo determinato si sta riducendo, quindi con un orizzonte temporale molto, molto di breve periodo. Questi sono ovviamente, diciamo così, degli elementi che andranno analizzati con maggiore cura, magari ci possiamo riservare di farlo in un momento in cui abbiamo i dati riferiti a tutto il primo semestre di quest'anno, però la tendenza è molto chiara già con i dati del primo trimestre. E allora, direttore, ci diamo appuntamento tra qualche settimana per fare un'analisi più dettagliata con i dati aggiornati, ma come detto già questi inquadrano quello che è stato un nuovo meccanismo all'interno del mercato del lavoro determinato molto probabilmente dagli anni pandemici che abbiamo vissuto. Grazie davvero al direttore dell'INPS Veneto. Prego. Grazie sempre. Grazie direttore, perché ci ha fatto un bel po' di chiarezza per quanto riguarda i bonus e abbiamo insieme commentato anche questi dati. Grazie davvero ad Antonio Pone, direttore INPS Veneto, torneremo ad aggiornarci con lei molto presto. Grazie, buon lavoro, noi ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo il dibattito in questi ultimissimi giorni di campagna elettorale con alcuni candidati. A tra poco. Rieccoci in diretta, come anticipato spazio al dibattito politico perché mancano 4 giorni alle elezioni del 25 settembre, la campagna elettorale si infiamma intorno ai temi caldi di queste ultime ore. Allora vado a salutare i miei ospiti, buongiorno Raffaele Baratto, candidato di Noi Moderati, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, buongiorno a Luigino Rancan, candidato di Alternativa per l'Italia, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, grazie. E buongiorno a Maria Teresa Cassol, candidata del Partito Democratico. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. E allora è doverosa, alla luce delle novità di queste ultime ore, una carrellata di interventi per quanto riguarda quello che sta accadendo a livello internazionale, con questi toni che tornano ad alzarsi, questa nuova escalation per quanto riguarda la guerra in Ucraina, mobilitazione parziale delle truppe russe, questi referendum per l'annessione dei territori del Donbass alla Russia. Insomma, la situazione torna a scaldarsi e viene da chiedersi se la diplomazia ha definitivamente fallito, perché si torna a parlare di sanzioni, si torna a parlare di invio di nuove armi. Cassolle, inizio da lei. Grazie. La situazione si sta aggravando, ma è molto chiara. C'è un paese, la Russia, che unilateralmente ha deciso di invadere un paese sovrano. Noi non possiamo che schierarci al suo fianco, purtroppo con invio anche di armi, ma il diritto alla difesa, insomma, l'abbiamo sperimentato anche in Italia e con le sanzioni. Certo, la diplomazia deve continuare a lavorare sempre di più e in primo piano l'Europa, chiaramente. Rancan. Allora, sì, questa guerra è iniziata ancora nel 2014, è diventata effettiva, cioè sul campo, da febbraio a questa parte. Tutti questi 8 anni
segnano il fallimento della diplomazia internazionale. Cioè la diplomazia doveva agire prima che scoppiasse la guerra, per evitare questa guerra. Quindi è stato un fallimento totale. Per quanto riguarda la situazione attuale, l'aggravamento, sì, ho seguito un attimino quello che sta succedendo, però mi viene anche da ricordarmi che qualche giorno fa il nostro governo, con Presidente Draghi, ha stanziato dei fondi di aiuto. Allora, per quello che è successo nelle Marche ha stanziato 5 milioni di euro. Per quello che sta avvenendo in Russia e Ucraina ha stanziato 700 milioni di euro in armi da fornire all'Ucraina. Io direi non sarebbe meglio aver invertito, aver dato i 700 milioni di euro alle Marche per risollevarsi dai problemi sorti con l'alluvione e aver dato 5 milioni di aiuti all'Ucraina. Cioè da questa situazione possiamo uscire solo se riprende la diplomazia a funzionare, ma non la diplomazia di Erdogan, che quello è là per vendere armi all'Ucraina, non è là per cercare la pace di sicuro. Comunque la diplomazia può riprendere soltanto se prendiamo una posizione netta, cioè di non fornire più armi all'Ucraina, armi vuol dire uccidere la gente, e togliere le sanzioni alla Russia. Allora probabilmente rinsaviranno tutti e due, sia il signor Zelensky che Putin dall'altra parte, e la diplomazia potrà riprendere il suo corso. Baratto, c'è bisogno di diplomazia e non di armi in questa guerra? Sicuramente la diplomazia sarebbe il modo migliore e anche il sistema che colpirebbe soprattutto chi non ne può assolutamente nulla, però credo che in questo momento bisogna anche agire in altri modi purtroppo, perché finora la diplomazia ha dimostrato che non può essere l'unica arma che si può usare per arrivare a capo di questa tragedia, direi, perché credo che come altro non si possa definire. Credo che però le sanzioni non vadano levate assolutamente, anche perché l'Ucraina è un paese che è stato invaso, per cui credo che abbia tutti i suoi diritti per avere al suo interno sicuramente la propria democrazia e non imposta da altri. Per cui io credo che bisogna assolutamente proseguire attento, tutta l'Europa e tutto anche il mondo deve stare attento, perché rischiamo che questo oggi vada davvero invadere anche altri campi, e questo credo che non faccia bene a nessuno, soprattutto all'Europa stessa e all'Italia in primis. Il Presidente Draghi nel suo discorso ha parlato di come le sanzioni stiano provocando delle ripercussioni su quella che è anche la macchina da guerra russa, e quindi stia mettendo in difficoltà tutto l'assetto russo, e il referendum viene visto in qualche modo come un segno di debolezza da parte della Russia. Ma Cassol, le sanzioni nei confronti della Russia stanno, e lo sapevamo già all'inizio, era un'arma a doppio taglio. Il fatto che abbia delle ripercussioni sul nostro tessuto economico, e insomma la situazione con i rincari delle bollette che pesano sulle famiglie e sulle aziende ne sono la dimostrazione. Luigino Rancan. Allora, sì, ho seguito un attimino questa faccenda di Draghi, che attualmente è negli Stati Uniti a ricevere il premio dello statista dell'anno. Io mi dico, ma pensa un po', questo Draghi dice che le sanzioni stanno cominciando a funzionare sulla Russia. Io non lo so se stanno funzionando sulla Russia, so di sicuro che stanno funzionando sull'Italia, sulle bollette del gas, sulle bollette dell'energia elettrica, sulla fornitura di materie prime alle nostre attività produttive. Quindi le sanzioni cosiddette contro la Russia funzionano benissimo contro le famiglie italiane e contro le imprese italiane. Poi il discorsetto di Draghi, che prende il premio degli Stati Uniti,
come migliore o maggiore statista dell'anno, mi fa pensare che veramente anche Draghi, in un precedente collegamento con voi di Antena 3, ho avuto modo di dire che Draghi non si sta comportando da italiano, ma si sta comportando da europeo. Adesso arrivo a migliorare un attimino la situazione e dire che si sta comportando da americano e non da italiano. Cassol, le sanzioni e le conseguenze per la nostra economia profondamente segnata, insomma i dati, le voci che ci arrivano dal mondo dell'imprenditoria ma anche dalle famiglie sono voci che disegnano un futuro e un presente drammatico. Sì, vi porto l'esempio nel mio giro tra i comuni, così le frazioni del nostro territorio, della provincia di Belluno. Ho incontrato l'altro giorno in un piccolo paese dell'Alto Agordino una signora che gestisce un bar, che è l'unico posto pubblico del paese, e diceva: io già il lunedì e il martedì lavoro in pareggio, se adesso aumenta come sta aumentando la legna, il pellet, perché l'aumento del prezzo del gas si sta trascinando per la legge della domanda dell'offerta tutti gli altri combustibili. Diceva questa signora: io dovrò chiudere perché non posso lavorare in perdita. Allora subito vanno dati degli aiuti e vanno aumentati alle famiglie e alle imprese, soprattutto in zone come la nostra, dove il consumo per il riscaldamento e anche per l'energia elettrica è molto maggiore. Ci vorrebbe un differenziale, diciamo, geografico legato alla temperatura anche in questi contributi. Però la strada, diciamo, maestra è quella che a livello europeo ci sia il disallineamento tra il prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e i prezzi dei gas. Noi siamo anche per fare un contratto bolletta luce sociale per le famiglie e per le microimprese, per una fornitura diciamo gratuita di energia elettrica pari al 50% del consumo medio prodotta da fonti rinnovabili. E poi, se questi sono, diciamo, gli strumenti immediati che sono assolutamente necessari per le famiglie e per le imprese, per chi ha un'attività, ci vuole partire con un grande piano nazionale di risparmio energetico, efficientando le imprese e le nostre case dal punto di vista della dispersione del calore, e avviare quella transizione ecologica che ci liberi dalle fonti fossili, insomma, cioè una grande transizione ecologica di energie alternative, a cominciare anche da soluzioni che si possono trovare a livello dei comuni, con le comunità energetiche per esempio, che introducono un concetto molto importante di autoprodursi l'energia col fotovoltaico semplicemente sui tetti delle case, edifici pubblici, e poi di condividerla. Baratto, le sanzioni e le ripercussioni sulla nostra economia. Le sanzioni sicuramente, perché sono questi dati anche alla Russia non fanno assolutamente bene. Infatti i dati finanziari danno sicuramente i dati che vengono anche dati sti giorni qua. È detto che la Russia ha dei problemi interni che non sono da poco, è inutile nasconderlo. Certo che noi dobbiamo guardarsi noi in questo momento, questo è poco ma sicuro. Io credo che io mi auguro che il governo venga fatto immediatamente e che intervenga subito per quanto riguarda la questione delle bollette, perché questo è un fatto che lo tocchiamo con mano tutti quanti, sia per quanto riguarda le famiglie che per quanto riguarda le imprese. Per cui io credo che bisogna fare un intervento immediato solido, come è stato fatto con la pandemia, per cui anche perché se non sosteniamo le imprese e le famiglie credo che rischiamo avere un default. Questo non lo vogliamo assolutamente nessuno. Dopodiché sicuramente dovremo pensare in maniera seria e concreta a essere autonomi per quanto riguarda la questione energetica, ma questo va fatto anche questo in maniera veloce, ma subito dobbiamo far sì che si trovi un modo immediato e in maniera concreta di sostenere imprese e famiglie subito per quanto riguarda la questione delle bollette. Vogliamo intervenire immediatamente bloccandole,
Guardate, tra l'altro ho sentito anche qualche ministro che ha detto questo, per cui credo che se lo dice qualche ministro all'interno del governo, credo che sia d'accordo anche il primo ministro, anche perché non credo che i ministri si prendano autonomia a fare certi ragionamenti in questo senso. Per cui mi auguro immediatamente che, se non riesce a farlo questo governo che ormai è agli sgoccioli e dovrà farlo il prossimo, venga fatto immediatamente, perché si tratta di farlo a giorni, anche perché le imprese e le famiglie non possono più aspettare, perché è una tragedia assolutamente. Rancan, per Alternativa per l'Italia, quali sono le misure da mettere in campo per aiutare le aziende? Chiaramente i provvedimenti immediati è quello di fornire denaro, usiamo il termine brutale, fornire denaro alle imprese e alle famiglie per venire incontro al rincaro delle bollette. Questo dovrà essere fatto anche, immagino, compito del governo con lo scostamento di bilancio. Purtroppo questo fatto, lo scostamento di bilancio, mi fa pensare che andiamo a creare ulteriore debito, quindi andiamo a aggravare ulteriormente la situazione dell'Italia. Si parlava di risparmio energetico. Bisogna attivarci per risparmiare energetico e la televisione ci sta imbonendo in questi giorni. Dobbiamo spegnere il LED della televisione, dobbiamo staccare la spina, dobbiamo alternare gli elettrodomestici e via dicendo. Ma ste robe qua, la gente normale, non dico neanche la povera gente che c'è in Italia, che siamo già 6-7 milioni di poveri dichiarati, certificati a livello nazionale, la gente normale lo sta già facendo da anni. Cosa andiamo a insegnare loro quello che già stanno facendo benissimo? Vabbè, comunque delle manovre per risparmio energetico mi vanno bene, degli aiuti che il governo deve mettere in piedi per venire incontro alle famiglie e alle imprese mi vanno bene. Il discorso della transizione ecologica, sono d'accordissimo, ma chi non è d'accordo con questo? Però dati che ho saputo, se ci mettiamo in piedi la transizione ecologica, dati forniti dal Partito dei Verdi, quindi credo che siano anche veri, ha detto potremo ottenere l'autosufficienza entro il 2050. Nel 2050 io probabilmente sono già morto, quindi è un discorso che veramente mi interessa relativamente. Quello che mi interessa adesso è che dobbiamo risolvere il problema del gas e della corrente elettrica. E come ho già accennato prima, il problema non va risolto con i pannicelli caldi, con i cerotti, con quelle cose qua, va risolto a livello più alto, con un'iniziativa netta di disarmo dell'Ucraina e di togliere le sanzioni alla Russia, che dicono i giornali, tutti uguali, dicono che fanno male alla Russia. Io non lo so se fa male alla Russia, so che stanno facendo male a noi. Cassol, le misure da mettere in campo lei le ha già identificate prima, le chiedo i bonus finora approvati, queste misure che sono state approvate, ne abbiamo parlato prima con il direttore INPS, per dare risposta alle difficoltà delle famiglie, non sono forse più sufficienti, sono delle misure tampone, ma serve ragionare nel lungo termine. Sì, serve ragionare nel lungo termine e forse bisognerebbe anche uscire dalla filosofia del bonus, cioè bisognerebbe che gli stipendi fossero adeguati alle necessità delle famiglie. Ecco, noi siamo per il taglio del cuneo fiscale che porterebbe a una mensilità in più per le famiglie, oltre che all'estensione della 14ª e all'aumento della 14ª per i pensionati. Tornando a quello di prima, ho parlato di iniziative forse per le famiglie, ma per quel che riguarda le imprese bisogna anche essere concreti. Per esempio noi proponiamo il raddoppio e la proroga dei crediti d'imposta per i consumi di energia e gas per le imprese, poi l'estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta per gli investimenti in efficienza energetica,
Poi ci sono i piani del PNRR che dobbiamo attuare e potenziare, quelli a sostegno della ricerca, dell'innovazione, a partire dal rafforzamento della ricerca di base e applicata, estendere la detrazione IRPEF del 50% a tutte le tipologie di start-up degli under 35 e sempre sul PNR anche riorganizzare gli strumenti di sostegno all'imprenditoria femminile. Ci sono tante azioni concrete che si possono e si devono fare per sostenere, oltre che le famiglie, dove forse, come dicevo, va rivista la questione del reddito proprio, di come viene pagato il lavoro, al sostegno delle imprese. Ne ha accennato prima Rancan. Cassolle, le chiedo scostamento di bilancio sì o no, perché ci sono tante misure, ma vanno trovati poi i fondi per dar vita a queste misure. Allora, scostamento di bilancio ha questo nome che si presenta bene, vuol dire debito per i nostri figli, quindi deve essere, secondo me, secondo noi, l'ultimissima ratio. I soldi vanno presi dall'evasione fiscale, 120, non mi faccia contare gli zeri, 120 miliardi all'anno di evasione fiscale. Oltre che... Sì, certo, quindi insomma lei dice bisogna, ma allora mi verrebbe da chiedere e dove si trovano allora questi soldi se si mette da parte l'idea dello scostamento di bilancio? Recupero dell'evasione fiscale e gli extra profitti che hanno avuto le aziende energivore, le aziende di produzione, diciamo, dell'energia in questi settori, ma sull'evasione bisogna investire nei controlli, ovviamente, e con tutto il sistema che abbiamo anche diciamo digitale sembra impossibile che riescano a sfuggire così tanti soldi. Baratto, parto da qui, dallo scostamento di bilancio. Io credo che lo scostamento di bilancio a oggi, se guardiamo i dati, sarebbe impensabile, anche perché abbiamo già accumulato un ingentissimo debito con la questione del PNRR. Serve maggior consapevolezza e sicuramente oggi la vera battaglia è quella del tetto al prezzo del gas immediato, quello bisogna farlo assolutamente, e poi sicuramente si possono drenare delle risorse dal taglio della spesa pubblica, questo dobbiamo assolutamente cercare di fare. La battaglia sull'evasione fiscale sicuramente bisogna farla, però bisogna anche essere consapevoli che in Italia le imprese stanno avendo una pressione fiscale che è impossibile lavorare, perché oggi fare imprese in Italia è una doppia impresa, per cui abbassiamo le tasse sul lavoro, diamo più soldi a chi lavora, ai lavoratori, questo credo sia la via principale da fare, altrimenti le aziende a un'ora e mezza da noi paga metà della pressione fiscale che abbiamo noi in Italia. Chi fa impresa lo sa benissimo, per cui io credo che bisogna assolutamente agire verso il taglio della spesa pubblica, e questo sicuramente farlo in maniera giusta, mica tagliare tanto per tagliare, però sicuramente questo è importante. Però ripeto, oggi bisogna trovare assolutamente, da contrattare in Europa, tetto del gas immediato e intervenire in maniera concreta verso le famiglie e le imprese, perché oggi siamo in stato di emergenza, questa è la vera verità. Baratto, lei ha parlato di tetto del gas ed è un tema che è piombato all'interno dell'Unione Europea, dividendo i paesi che in qualche modo si stanno muovendo autonomamente per trovare delle alternative al gas russo. Europa che per certi versi si è dimostrata unita, pensiamo appunto proprio alle sanzioni alla Russia, all'invio di armi, ma che di fronte al problema economico in qualche modo si muove in modo disordinato. È necessaria una regia russa, una regia europea, chiedo scusa, un lapsus, per quanto riguarda il tetto del gas e le fonti alternative al gas russo? Ma assolutamente credo che sia importante essere uniti, e questa è la verità in questo momento, perché se va in ordine sparso sicuramente
dai forza a chi fa speculazione, dai forza a quei paesi che vanno a invadere altri paesi. Se ti fai vedere unito e forte tutti insieme, sicuramente dai la forza che devi dare in maniera concreta per portare a casa, in questo caso, la questione del gas, ma in altri casi altre questioni. Altrimenti, se ogni volta Europa è solo il nome, non facciamo nessuna cosa concreta, assolutamente. Credo che questo sia un momento davvero importante per far vedere se l'Europa c'è e è forte o non c'è e è debole. Questo credo sia il momento da dimostrarlo. Cassol, l'Europa è debole o è forte di fronte a questa sfida anche economica? L'Europa deve diventare sempre più forte e noi ci crediamo fermamente. La priorità resta che questa introduzione del tetto al prezzo dell'energia sia fatta col disallineamento, come dicevamo prima, sia fatta a livello europeo. Però intanto che lavoriamo per questo, noi vorremmo introdurre in via transitoria per 12 mesi un controllo dei prezzi a livello nazionale, fissando un tetto nazionale al prezzo dell'elettricità, 100 euro al megawattora, insomma, per le imprese e le utenze domestiche, e inserire, diciamo, dei meccanismi di contrasto a manovre speculative. Cioè dobbiamo lavorare per l'Europa e intanto muoverci in Italia. E Rancan, l'Europa, il ruolo dell'Europa in queste nuove sfide economiche, ma non solo? Allora, completo un attimo quello che è stato detto dai miei colleghi di dibattito. Il problema dell'evasione fiscale è sempre stato, però io mi domando, i partiti che sono stati al governo tutti questi anni cosa hanno fatto per combattere l'evasione fiscale? Si stanno svegliando adesso, tra virgolette, questo storicamente negli ultimi 10, 20 e anche 30 anni. Per quanto riguarda la tassazione degli extra profitti, cosa ha fatto il signor governo Draghi per controllare gli extra profitti che nascono tutti, sappiamo a che livello, a livello olandese soprattutto, dove ci sono le grandi società. E Draghi oltretutto non ha preso, mi sembra, nessuna iniziativa a riguardo. Sta aspettando di andare in Europa per farsi consigliare su che iniziative prendere, se fa ancora a tempo, tra virgolette. Per quanto riguarda il tetto del prezzo del gas, ma l'ho detto già un sacco di volte, da quando in qua il prezzo di un prodotto viene stabilito dall'acquirente, punto di domanda, cosa ci sogniamo di imporre, tra virgolette, al cosiddetto paese amico che si chiama Olanda il tetto al prezzo del gas che lei ci vende? L'Olanda lo compra anche dalla Russia, da altri paesi, a 2 euro al metro cubo e se lo rivende a 30-40 euro al metro cubo sempre. Quindi là vanno colpiti a livello europeo, che si deve fare una politica seria per colpire gli extra profitti. Per quanto riguarda un'altra bellissima proposta che ho sentito, ma veramente un gioiello, è il taglio della spesa pubblica. Cosa vuol dire questo? Negli ultimi 10 anni si è avviato un processo di distruzione, quantomeno di ridimensionamento, forse distruzione è un po' troppo, ma sarà il discorso finale quello, di ridimensionamento della sanità pubblica e della scuola. Questo è taglio della spesa pubblica veramente, per cui oltre a impoverire economicamente gli italiani, li impoveriremo anche in termini di salute e in termini di cultura e di formazione. Europa più forte. Allora io direi, più che Europa più forte, dobbiamo tornare all'Europa dei nostri fondatori, di Adenauer, di De Gasperi, di Schuman, che penso avevano un'idea ben diversa di Europa da quello che ce l'hanno adesso, sia alcuni partiti, la maggioranza oppure dei partiti italiani e la maggioranza delle nazioni europee. Cioè praticamente siamo passati delle codifiche, così per spiegarmi, dalla difesa dei diritti sociali alla difesa dei cosiddetti diritti civili. Cioè siamo passati dalla difesa del lavoro, della famiglia, dell'istruzione, di una sanità che copra tutti i bisogni della popolazione. Siamo passati da questi diritti
definiamoli sociali, siamo passati ai diritti civili che leggiamo tutti i giorni. Perché l'Ungheria viene colpita? Perché non accetta la legislazione sull'aborto? Perché non accetta l'inserimento dell'educazione gender nelle scuole? Non accetta discorsi sull'eutanasia e sul suicidio assistito? E via dicendo. Quindi dobbiamo ritornare all'Europa delle origini. Questa è la proposta, non un'Europa più forte per queste robe che ho appena detto. Cassola, è d'accordo sull'Europa delle origini? Non sono d'accordo su questa distinzione tra i diritti. I diritti delle persone sono tanti e vanno tutti garantiti contemporaneamente. Toccare uno di questi diritti fa cascare un castello di carta. Noi siamo per i diritti delle persone che vanno mantenuti e estesi, se vogliamo che le persone possano esprimersi liberamente. Quindi l'Ungheria su questo deve fare dei passi avanti. Credo che le sanzioni dell'Europa siano giuste e vanno richiamate. Siamo per un'Europa dello sviluppo, del progresso, delle libertà delle persone. Baratto, il presidente Draghi qualche giorno fa aveva in qualche modo lanciato una frecciatina a quei partiti italiani che strizzano l'occhio proprio all'Ungheria, ed è inevitabile insomma il pensiero a Salvini, alla stessa Meloni, insomma a vostri alleati di partito, di coalizione. Sì, mi sentite? Sì, prego. Perché mi avete detto... Ecco, io credo che intanto bisogna ricominciare a fare la politica con la P maiuscola e anche a livello europeo sicuramente bisogna guardare avanti, anche perché credo che il mondo stia cambiando in maniera molto veloce. Io credo che, considerato questo, il presidente Draghi, che prima sentivo magari qualche critica, credo che sia stato un presidente che negli ultimi anni ne abbiamo avuti pochi che sono riusciti a farsi rispettare oltre che a livello europeo anche a livello mondiale, per cui io credo che questo vada assolutamente riconosciuto, anche perché oggi non puoi sicuramente restringerti all'interno del proprio orticello, ma devi guardare oltre. Lo sta dimostrando questa crisi energetica che abbiamo purtroppo oggi, che sicuramente il nostro paese ne sta subendo più degli altri. Io credo che questo bisogna assolutamente fare. Io credo che sia i nostri alleati che sono all'interno del centrodestra lo abbiano capito in questo, anche perché le dichiarazioni che ha fatto ieri la Meloni sono state ben chiare. Un'Europa sicuramente forte e l'Italia deve assolutamente essere protagonista su questo, per cui io sono assolutamente convinto che il centrodestra, così come è formato con questi alleati che ci sono, sia pronto per governare questo paese, per portarlo sicuramente a livello europeo in maniera forte e per fare le cose concrete. Io di questo ne sono assolutamente convinto. Del presidente Draghi ha parlato ieri in un'intervista esclusiva rilasciata al nostro vice direttore Ferdinando Avarino, andata in onda su Ring, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha parlato anche di reddito di cittadinanza. Allora sentiamo un estratto della lunga intervista rilasciata da Giuseppe Conte e poi la commentiamo insieme. È veramente propaganda politica questione della campagna elettorale, rappresentare il Movimento 5 Stelle come il partito del Sud o rappresentare addirittura, questo lo lasci dire a chi vuol fare ovviamente la campagna elettorale sulla base di polemiche inutili e sterili, far credere che noi al Sud siamo forti per il reddito di cittadinanza. Non è proprio così, non è proprio così, perché assolutamente non è questo il tema. Noi sicuramente siamo la forza politica che più ha voluto mettere al pari l'Italia rispetto a tutto il mondo occidentale, dove dovunque esiste il reddito di cittadinanza. Un sistema di protezione sociale è necessario, serve a tutti, ma sa quanti percettori di reddito ci sono al nord? Perché la miseria, voglio dire, non conosce distinzioni geografiche. Prendo atto ovviamente delle dichiarazioni di Draghi, che poi sono state sempre univoche in questo senso. Quello che fa sorridere è la povertà della proposta politica di un buon numero di forze che evidentemente si rifugiano dietro il migliore dei migliori e dietro il curriculum di Draghi
per cercare di ottenere dei voti dei cittadini, nonostante Draghi, e parlano di agenda Draghi, nonostante Draghi abbia dichiarato che non ha nessuna agenda, non intende scriverla. Parlano di metodo Draghi, è un metodo che ovviamente non è applicabile se non in una fase di larga intesa e di emergenza, e secondo me è anche sbagliato, perché viviamo in democrazia parlamentare e il confronto dialettico con le forze per trovare e perseguire il bene del Paese e l'interesse dei cittadini è fondamentale. E in più parlano di un Draghi che deve tornare in gioco, quando invece lui stesso appunto ha dichiarato che non è disponibile. Guardi, persino il Financial Times oggi dice chiaramente: amici italiani, rendetevi conto, non potete rifugiarvi dietro un super tecnico, perché non può una democrazia funzionare avendo sempre e per sempre un super tecnico. Allora, Baratto, ripartiamo da qui, dal ruolo di Draghi in un futuro governo, un Draghi che potrebbe essere, così si ipotizza, richiamato a fare il Premier laddove non ci fosse una maggioranza forte in Parlamento. Beh, innanzitutto io mi auguro che venga una maggioranza forte in Parlamento, assolutamente, anche perché se dovesse ritornare Draghi vuol dire che la politica ha fallito un'altra volta, perché io credo che noi oggi siamo in campagna elettorale, ognuno mette la propria faccia, perché sicuramente è convinto che al proprio interno e anche se stessi ci sia la capacità di poter amministrare questo Paese. Dopodiché che Draghi sia stato indubbiamente una persona che ha dimostrato di aver capacità oltre anche di quello che è stato fatto, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro la critica che veniva fatta anche all'Italia, volevo anche ricordare che dati di oggi dicono che l'Italia sta crescendo del 4%, per cui credo che proprio male non è stato fatto e chi lo dice si deve assolutamente ricredere. Dopodiché la politica deve andare avanti, mi auguro che venga una maggioranza dall'elettorato e che questo Paese possa riprendere la parola, la politica, perché credo che questo sia assolutamente importante, altrimenti sarebbe un fallimento e questo non sarebbe nell'interesse né di chi la fa e né soprattutto del proprio Paese. Rancan. Allora, questa carrellata sono stati toccati vari argomenti, ne riprendo alcuni anche se sarebbero tanti. Ad esempio è stato detto che se viene leso uno solo dei diritti civili che abbiamo adesso crolla tutto il sistema dei diritti. Allora partiamo dal diritto all'aborto, che mi verrebbe da dire qualche espressione a riguardo. Comunque non c'è nessun diritto all'aborto, c'è un diritto alla vita, non ad abortire. Che l'aborto sia un dramma, che vivono tante donne, che viene vissuto in tante famiglie, questo sono d'accordo. Però non stiamo a parlare di diritti, ad esempio l'aborto è sempre messo in primo piano. Il nostro partito, tra i primi punti, dovessimo arrivare in Parlamento, i primi punti che proponiamo sarà proprio l'abolizione, se non la revisione o se non l'abolizione completa della legge 194 che regola l'aborto. Era una legge che in qualche maniera aveva cercato di controllare e gestire il fenomeno dell'aborto, è diventata una legge che permette l'aborto, quasi quasi lo incentiva. Insieme metterei anche il discorso del diritto al lavoro e qui introdurrei il discorso del Green Pass, no, il Green Pass che compare sul nostro simbolo. L'introduzione del Green Pass è stata una chiara lesione dell'articolo 1 della Costituzione e degli altri articoli che regolano il lavoro. Quindi sui concetti dei diritti e dei doveri dobbiamo stare attenti un attimo. Sfioro un attimo il problema della Meloni. Questi mesi ho seguito la vicenda politica italiana, naturalmente. La Meloni nell'ultimo mese e mezzo ha cambiato completamente opinione. Aveva un'opinione, definiamola, di un certo tipo, se vogliamo di destra conservatore. Mi sembra che si stia allineando su una linea di massima che va bene a tutti, da Letta a Calenda e via dicendo. Quindi la fiducia su quell'orientamento di partito non mi sembra
proprio da dar fiducia a questi partiti. Il discorso di Draghi, che è venuto se i partiti falliranno nel formare un nuovo governo, tornerà Draghi, ed è stato detto questo sarebbe il fallimento della politica, e sono completamente d'accordo. Ma oltre ad essere il fallimento della politica in senso generale, è soprattutto il fallimento dei partiti che hanno sostenuto Draghi fino adesso. Diciamolo chiaro e netto. Draghi chi è? In un incontro precedente l'ho definito, Draghi non è un politico, è un finanziere, è un banchiere, come lo vogliamo chiamare. Alla fine mi sono posto il problema, ma in tutta la sua vita, Draghi ha qualche anno, ha la mia stessa età. Cosa ha fatto nella vita Draghi? Io ho fatto il medico, 6 anni di laurea, 38 anni di servizio e altri 6 anni nelle commissioni valide dell'INPS. Io ho fatto questo. Draghi cosa ha fatto nella sua vita? Ha solo servito il denaro, ha solo servito l'alta finanza. Quindi mi chiedo veramente, ma cosa andiamo a chiedere aiuto a una persona del genere che non servirà mai il bene comune dell'Italia? Cassol, mi permetta di dire, insomma, in merito all'aborto, poi va a toccare le coscienze, va a toccare aspetti molto molto delicati. Il diritto alla vita, certo, il diritto all'aborto è un diritto che è stato conquistato e che va tutelato. Cassol, prego. Non posso che allinearmi alla sua battuta, non volevo farvi trascinare in questa questione, ma la legge 194 c'è, casomai, se vogliamo, va potenziato tutto l'aspetto legato ai consultori, insomma la medicina del territorio che affianca le persone quando sono in difficoltà. Non voglio neanche farmi trascinare su un giudizio della persona Draghi, noi dobbiamo invitare la gente ad andare a votare, dobbiamo dare alla gente l'impressione, la fiducia che il loro voto conterà e che quindi la democrazia va avanti se la gente si esprime e sceglie in questo momento quale visione del paese dare. Noi non andiamo in giro come alleanza di centro-sinistra con la bandiera di Draghi, ma andiamo con le nostre bandiere, con i nostri obiettivi, con il nostro programma per il quale ci candidiamo a governare il paese. E se posso riassumere, non so se c'è tempo, ma diciamo la coalizione di centro-sinistra ha 3 slogan facili da ricordare anche. Il primo è per la Costituzione, cioè la difesa della Costituzione con allargamento dei diritti di cittadinanza e di partecipazione. L'Italia Verde, quindi la transizione ecologica, che deve andare insieme con gli aspetti sociali, perché l'ecologia, diciamo, va vista negli aspetti intrecciati di ecologia ambientale, sociale, economica, secondo la visione di ecologia integrale che c'è anche nella enciclica Laudato Si di Papa Francesco. E terzo punto è l'Italia giusta, perché le disuguaglianze che ci sono in Italia, che sono state aumentate in questi ultimi anni, vanno assolutamente combattute attraverso politiche del lavoro, come dicevo prima, e di rimunerazione degli stipendi, oltre che l'Italia giusta sul piano dei diritti. Quindi noi su questo chiediamo il voto. Per quanto riguarda invece l'altro tema toccato da Giuseppe Conte in questo estratto, ovvero il reddito di cittadinanza, ricomincio da lei Cassol, il giro sull'opportunità o meno di mantenerlo, perché si sta discutendo di questo, di rivederlo o per qualcuno addirittura di eliminarlo. Cassol. Allora, potevano esserci altri strumenti di sostegno, ma certamente una misura di questo tipo serve. Quassù in provincia di Belluno, per esempio, guardando i dati, sono pochi che utilizzano il reddito di cittadinanza perché abbiamo una buona offerta di lavoro. Quindi questo è l'aspetto che va rivisto del reddito di cittadinanza, cioè l'accompagnamento delle persone con formazione alla ricerca di un lavoro, oltre che va rivisto perché diciamo non premia abbastanza le famiglie numerose. Quindi vanno rivisti alcuni criteri, però è uno strumento utile che va, come dicevo, corretto e impostato di più sulle, cioè si è voluto mescolare, diciamo, un'assistenza alle politiche del lavoro. Questa cosa va un pochino chiarita e le persone che possono migliorare la propria situazione con formazione e avviamento al lavoro vanno accompagnate in questo, e in questo deve essere migliorato. Rancane, il reddito di cittadinanza per voi come va gestito? Allora,
il reddito di cittadinanza, ai primi tempi si parlava chi è il percettore del reddito di cittadinanza ed è stata fatta una graduatoria delle persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza. Se non sbaglio a ricordare, la prima categoria di persone che usufruisce del reddito di cittadinanza sono gli studenti universitari fuori corso. Mi viene da pensare, c'è una sigla, mi sembra che sia in inglese, che dice che ci sono dei giovani che non lavorano, che non studiano, che non hanno voglia di lavorare e che non hanno voglia di studiare. Ecco, il reddito di cittadinanza a questi giovani, cosiddetti giovani, è meglio toglierlo. Allora, dico, ha avuto una sua funzione il reddito di cittadinanza, perché anche nel paese dove vivo è stato, tra virgolette, utilizzato da persone che avevano perso il posto di lavoro, per cui sono stati aiutati da questo benedetto reddito di cittadinanza. Noi come partito Alternativa per l'Italia proponiamo che all'interno, oserei dire, all'interno del reddito di cittadinanza, che si parla di 7, 8, 10 miliardi, venga ritagliata una fetta che noi chiamiamo reddito di maternità. Ci siamo dimenticati, anche i giornali di oggi parlavano che il problema più grave che ha l'Italia è la denatalità, cioè l'Italia sta morendo, non ci sono più bambini, non ci sono più giovani. Allora le proposte nostre, per qualche maniera contrastare questa denatalità, una delle proposte, se non la prima, è quella di utilizzare parte dei soldi del reddito di cittadinanza, e sarebbe grosso modo 1 miliardo il primo anno e 3 miliardi a regime, da dare alle mamme, alle donne che fanno figli indistintamente. Cioè salviamo tutta la legislazione attuale che è a favore della maternità, la salviamo tutta, non togliamo assolutamente niente, però introduciamo questo reddito di maternità soprattutto per quelle giovani, io mi penso sono soprattutto giovani, che rimanendo incinte, magari anche abbandonate o contrastate dalla propria famiglia, sarebbero portate a ricorrere all'aborto. Noi diciamo, noi ti diamo un sostegno perché tu possa portare a compimento la tua maternità e tu possa mantenere il tuo bambino, dandoti 1.000 euro al mese per i primi 8 anni di vita del bambino. Baratto, il reddito di cittadinanza al centro della discussione. No, a me dispiace che Conte qualche giorno fa abbia affermato che chi contesta in merito il reddito di cittadinanza dovrebbe andare a spiegarlo in piazza al Sud. Una dichiarazione che è davvero preoccupante e anche assurda, perché sembra che al Sud si debba vivere i sussidi e non ci sia sviluppo. Questo è sicuramente sbagliato, perché il Sud hanno una mentalità anche loro come il Nord, come tutta l'Italia, di creare, di andare avanti, di guardare al futuro in maniera forte. Per cui credo che queste affermazioni non stiano assolutamente in piedi. Io credo che bisogna rivederlo il reddito di cittadinanza, sicuramente che bisogna aiutare chi non ha lavoro, le famiglie numerose, sicuramente bisogna stare attenti a questo anche in periodi come questi, però oggi dobbiamo sicuramente guardare in maniera diversa, dobbiamo guardare, oggi abbiamo le imprese che non trovano dipendenti, abbiamo attività che non riescono a trovare giovani. Ecco, quello io credo che bisogna guardare in maniera diversa. Potremmo sgravare le imprese, magari per i primi periodi non fare pagare le tasse a chi assume, e ci sono modi diversi per creare posti di lavoro. Altrimenti, invece di guardare avanti e di dare un incentivo ai giovani di trovarsi il lavoro e guardare un futuro importante, faremo l'inverso, e questo credo che non sarebbe bene né per i giovani ma neanche per questo paese. Io credo che bisogna creare opportunità. Io ho un'azienda, io quando ero giovane ho avuto le mie opportunità e avevi possibilità. Oggi
i giovani fanno fatica a trovare questo e noi, chi amministra, chi governa, deve fare questo, deve dare delle opportunità ai giovani, deve creare opportunità. Questo credo sia importante, non dare sussidi, altrimenti con i sussidi bloccheremo il paese e non è interesse di nessuno. Credo che questo sia assolutamente importante, per cui io credo nell'interesse dei giovani, nell'interesse del nostro paese, dovremo rivedere assolutamente la questione del reddito di cittadinanza in maniera però positiva, in maniera di dare possibilità ai giovani di trovare posti di lavoro, di rimanere qui e non dover emigrare all'estero, oppure andare all'estero per trovare nuove esperienze, ma dopo avere la possibilità di ritornare in Italia e di trovare un lavoro e magari portare la propria esperienza. Credo che questo, come fanno gli altri paesi europei, come fanno gli altri paesi in tutto il mondo, questo dovrà fare questo paese. Baratto, il tema dell'autonomia è ritornato prepotente dopo Pontino, dopo le parole del Presidente Zaia dal palco all'interno di questa campagna elettorale, con le rassicurazioni da parte degli altri alleati di Fratelli d'Italia in primis per l'approvazione appunto di questa riforma. Per noi moderati l'autonomia è tra le priorità. Il nostro Presidente Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, lo sta dicendo in tutte le salse. Dobbiamo davvero essere concreti, non raccontare più, anche perché c'è stato un referendum che è stato, oltre che il bulgaro nel risultato, anche il bulgaro nell'affluenza, perché credo che un'affluenza così grande non ci sia mai stata. È andato a votare anche chi magari non è andato a votare neanche per il proprio sindaco, per cui credo che questo è un argomento molto sentito. Bisogna davvero, magari materia per materia, vediamola, però non dobbiamo più raccontare bugie, dobbiamo guardare l'autonomia in maniera seria e concreta e dare delle risposte vere ai nostri cittadini, ai nostri veneti, perché ce l'hanno chiesto loro in un referendum, ripeto, che non è stato solo bulgaro nel risultato ma nell'affluenza, per cui non dobbiamo più raccontare barzellette. Se parliamo di autonomia dobbiamo essere seri e concreti, materia per materia, non parliamo in maniera a 360 gradi, perché sennò sappiamo che stiamo raccontando cose che non possiamo avere un risultato concreto. Siamo seri, perché questo ce l'hanno chiesto i veneti. Rancan, la vostra posizione in merito all'autonomia? Allora, mi fa ricordare, ho qualche annetto sulle spalle, mi fa ricordare qualche decina di anni fa. Io faccio, tra virgolette, politica da quando avevo 17-18 anni, insomma, era una mia passione, definiamola così. L'ho sempre seguito, ho fatto anche il sindaco, tra virgolette. E allora mi ricordo che c'era questo detto: il politico che finché a livello locale, magari sindaco, presidente di provincia e via dicendo, era in guerra con Roma perché difendeva il localismo, voleva difendere l'autonomia del comune, della provincia e al limite anche della regione. Questo politico finché era a livello locale. Come faceva, diciamo, carriera, arrivava a Roma, si rovesciava, diventava centralista, cioè lo stesso politico. Questo è un po', definiamolo, un aneddoto della mia vita che ho visto. Per quanto riguarda l'autonomia, ormai sono passati alcuni annetti da quel benedetto referendum. Tanto in partenza quel referendum è stata solo una manovra, diciamo, di autopromozione politica in partenza, è stata solo quello, e infatti i risultati si sono visti. Nonostante il partito che ha gestito il problema delle autonomie regionali e gli altri partiti che li hanno fatto da contorno siano stati al governo, non sono mai riusciti a combinare assolutamente niente, perché hanno puntato solo sugli interessi localistici, cioè autonomia uguale interesse localistico. Io giudico che dobbiamo recuperare una certa filosofia che c'era grosso modo un 30-40 anni fa, che si chiamava regionalismo, ed è il regionalismo che è inserito all'interno della Costituzione, non è l'autonomia della singola regione che è inserita all'interno della Costituzione. Quindi recuperare il regionalismo, che vuol dire
che lo Stato deve cedere parte dei suoi poteri alla Regione secondo un principio che si chiama principio di sussidiarietà, cioè la Regione o la provincia, che va bene adesso praticamente non esiste più, o i comuni devono poter gestire le risorse per risolvere i loro problemi senza che intervenga lo Stato dall'alto. Quindi noi siamo favorevoli a un'autonomia regionale, ma di tutte le regioni d'Italia, nel senso della filosofia regionalistica come ho accennato poco fa. La chiusura a lei, Cassol. Grazie. Allora, detto che questa autonomia differenziata è prevista dalla nostra Costituzione, l'articolo 116, detto che il principio di spendere meglio se sei più vicino ai cittadini è sacrosanto, io posso dire che girando le frazioni, girando i mercati e anche le varie categorie, diciamo artigiani piuttosto che liberi professionisti, piuttosto che agricoltori, eccetera, nessuno mi ha parlato dell'autonomia regionale. Casomai qui da noi c'è a Belluno, c'è un problema di autonomia della provincia di Belluno. C'è una legge regionale votata da Zaia e dalla sua maggioranza, la legge regionale 25 già del 2014, che prevedeva il trasferimento di competenze alla provincia di Belluno, provincia interamente montana, con delle caratteristiche di vita, di lavoro molto diverse. Non è mai stata attuata. Quindi questi che si svegliano a fare gli autonomisti quando in regione non sono stati in grado di realizzarli, a proposito di concretezza, sinceramente non mi sembrano credibili. Tra l'altro, prima di poter attuare questa autonomia bisogna fissare i cosiddetti LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su scala nazionale. Allora, Salvini è stato anche lui al governo e non hanno messo mano a questa cosa. Poi lo slogan 23 materie o niente non porta da nessuna parte. Il Partito Democratico, per esempio, ha fatto una proposta di legge quadro, che vi ricordo che deve essere una legge quadro nazionale per attuare questa autonomia, scegliendo alcune materie che potrebbero essere già trasferite, tipo politiche attive del lavoro, l'istruzione professionale, il governo del territorio, il rischio sismico, cioè questioni che non sono legate a questi livelli essenziali. Ribadisco però per il nostro territorio di Belluno l'attuazione della legge regionale che è lì ferma da 8 anni. Grazie a Maria Teresa Cassol, candidata per il Partito Democratico, grazie a Luigino Rancan, candidato per Alternativa per l'Italia, grazie a Raffaele Baratto, candidato per Noi Moderati. Grazie per essere intervenuti, buon fine campagna elettorale a tutti e tre e noi adesso ci fermiamo perché finisce questa nostra prima edizione, ora c'è il meteo, la pubblicità e poi torneremo in diretta per la straordinaria A3, oggi è mercoledì, quindi spazio alla CGIL, spazio a voi telespettatori per le vostre domande, per capire meglio alcuni temi. Oggi parleremo di un argomento molto importante, soprattutto in questa fase storica che stiamo vivendo, ovvero tutto quello che riguarda il mondo dell'artigianato, il lavoro e le prestazioni legate a questo settore, quello appunto dell'artigianato. Ci saranno Nicola Talmi, segretario generale SLC Veneto, e Claudia Gava della RSBA CGIL Treviso. Quindi meteo, pubblicità e poi torniamo con straordinaria A3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. È sempre l'anticiclone delle Azzorre a garantire una giornata di bel tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 21 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole e cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Qualche addensamento specie nella prima parte della giornata ma senza conseguenze. Temperature stazionarie o in contenuto calo, minime tra 9 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo poco nuvoloso, possibile una maggiore nuvolosità in corrispondenza dei rilievi, ma innocua.
Temperature minime sui 10-14 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo locali foschie o nebbie sulle valli alpine al mattino, ampio soleggiamento a seguire. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 20-21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. In diretta straordinaria 3 come ogni mercoledì dedicata alla CGIL, dedicata anche a voi telespettatori per poter intervenire in diretta con le domande. E allora saluto subito insieme a me in studio Nicola Atalmi, segretario generale SLC Veneto, ben ritrovato. Buonasera, buongiorno. E in collegamento dovremmo averla, attendo dalla regia di vederla, dovremmo avere adesso tra pochi istanti Claudia Gava, sta per collegarsi, della RSBA CGIL Treviso. Come anticipato parliamo di artigianato, di lavoro, prestazioni, di quelle che sono le misure in aiuto del mondo dell'artigianato che Atalmi, è inutile negarlo, sta risentendo in modo pesante. Noi lo raccontiamo nei nostri telegiornali ogni giorno di quelli che sono tutti i rincari con attività che cercano di tamponare qua e là, cercano magari di ridurre la produzione, pensiamo alle pasticcerie di chiudere magari in determinati orari. È una situazione drammatica, qualcuno addirittura dice il peggio arriverà tra un po'. Temiamo di sì, perché tenete conto che in una grande azienda magari l'aumento dei costi energetici, poi che sono legati a contratti molto lunghi, in qualche modo possono essere, diciamo così, ammortizzati, ma in una piccola azienda che riceve le bollette come le riceviamo noi, insomma, ecco, gli aumenti dei costi energetici rischiano di creare una condizione assurda per cui magari l'azienda ha ordinativi, cioè avrebbe da lavorare, però i costi energetici sono saliti talmente tanto che le rendono, diciamo così, sconveniente lavorare, cioè non è più conveniente lavorare. E guardate, noi l'allarme lo lanciamo ancora qualche mese fa dicendo se questo è l'andazzo del prezzo del gas, il nostro paese che dipende molto purtroppo ancora dal gas russo rischia di andare in difficoltà. E ricordiamo sempre che stiamo parlando di grandi speculazioni, perché voglio dire non è che sia aumentato così tanto il gas russo, anzi viene venduto con vecchi contratti. Il problema è che sul mercato europeo, sulla borsa, sulle speculazioni, il gas ha prezzi altissimi, adesso un pochino per fortuna sono calati. Sentivo questa mattina la notizia che in Germania nazionalizzano l'azienda che importa il gas dalla Russia e che lo distribuisce. Quindi si tratterà anche di prendere delle scelte, perché guardate, c'è addirittura l'ipotesi che alcune aziende del nostro territorio mettano i dipendenti in cassa integrazione pur avendo gli ordinativi pieni. Quindi i lavoratori a casa, ricordiamo che quando il lavoratore va a casa in cassa integrazione perde anche una parte del salario, ma nel mentre le lavoratrici e i lavoratori, come tutti i cittadini, questi aumenti li hanno già vissuti, cioè ciascuno di noi si accorge del carrello della spesa aumentato mediamente del 20%, le bollette di casa, la benzina per la macchina, il riscaldamento, è tutto in crescita e il lavoratore non è che ha una leva per recuperare i soldi da altre parti. Concretamente le buste paga delle lavoratrici e lavoratori, anche dell'artigianato in particolar modo, hanno perso il 9-10% in questo periodo e le famiglie stanno stringendo la cinghia. Se in più vediamo che le aziende rischiano di andare in difficoltà e quindi cassa integrazione, quindi stavamo uscendo dalla crisi enorme della pandemia e il nostro sistema delle imprese come sempre ha reagito in modo pronto e c'era stata una bella crescita, c'è ancora adesso tra l'altro una bella crescita, però questa cosa del costo energetico rischia di far saltare tutto. Il paradosso che lei ha detto, appunto, le commesse ci sono, ce lo raccontano, ci sarebbe, ma costa troppo, dall'altro il fatto che i lavoratori risentono naturalmente di questi aumenti e
ci si interroga su quelle che saranno poi gli scenari da qui ai prossimi mesi. Lei diceva appunto si mettono in cassa integrazione, si cerca di tagliare qua e là, ma potrebbe non essere sufficiente, cioè noi rischiamo di perdere un tessuto sociale, un tessuto economico che si stava riprendendo, e ci dicevano proprio gli artigiani. C'era chi era riuscito anche a mettere da parte dei soldi da investire per crescere, per assumere, perché Noi abbiamo sentito anche qualcuno che diceva io ero pronto ad assumere perché avrei bisogno di persone, ma non posso investire in innovazione, non posso investire in nuovo personale. È un circolo vizioso e lei ha detto siamo preoccupati. Guardi, noi abbiamo settori produttivi dove il costo dell'energia incide nel bilancio dell'azienda dal 10 al 20 al 30%. Lei capisce che in un'azienda dove incide al 30%, un aumento, un raddoppio come è quello che è ipotizzabile entro fine anno delle bollette reali, rischia di mandare tutti fuori mercato. Peraltro andiamo verso l'inverno, è ovvio che uno in casa magari starà più vestito, abbasserà un po' il termostato, ma non sa per recuperare i soldi, cioè per risparmiare gas per il paese, ma perché altrimenti le bollette poi bastonano. Quindi i cittadini lo faranno comunque, lo stanno già facendo, di stare molto attenti, e questo è senz'altro positivo. Ma un'azienda non può, voglio dire, rinunciare un forno elettrico, rinunciare a usare l'elettricità. È vero che anche in questo caso ci sono aziende, perché ci sono aziende che nel tempo hanno investito nelle rinnovabili, aziende molto banalmente che hanno coperto i capannoni di pannelli solari, che la crisi la sentono un pochino meno, ecco. Ma chi non era arrivato a quel punto, chi non ha potuto farlo, magari non ha avuto il tempo di farlo, rischia concretamente. Quindi noi siamo molto preoccupati perché le famiglie già adesso faticano ad arrivare a fine mese, il rischio è che l'inverno sarà molto duro. Peraltro le notizie di questi giorni sono che la guerra, invece che fermarsi, sta peggiorando, e questa è una cosa che ci preoccupa davvero tanto. Ho visto collegata Claudia Gava, RSBA CGIL Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, noi abbiamo fatto un po' il quadro, Gava, della situazione, ma voi avete forse ancora di più il polso dello stato di salute dell'artigianato, da quelle che sono le richieste di aiuto, di sostegno che arrivano ai vostri uffici. Che cosa vi chiedono chi lavora, chi è occupato nel mondo dell'artigianato? Quali sono le richieste che in questa fase stanno arrivando? Beh, ci sono parecchie richieste, anche delle più disparate. Purtroppo vediamo che i lavoratori hanno notevoli necessità, e da questo punto di vista bisogna dire che oltre alle prestazioni ordinarie della cassa integrazione ci chiedono soprattutto sostegno per quelli che sono i familiari. Quindi i figli, sostegno per i libri scuola, ma soprattutto ci dicono che hanno parecchie difficoltà a pagare le bollette, quindi vengono a vedere se ci sono ulteriori sussidi in questo periodo. Ecco, già questo attalmi il fatto che si chieda aiuto, e sappiamo anche quanto sia difficile chiedere aiuto, perché la dignità alle volte blocca anche la richiesta di aiuto, ma ad esempio per la scuola, perché sappiamo quanto i libri scolastici ma anche la cancelleria siano aumentati, quindi questo è proprio il segnale di una situazione che si sta aggravando. Certo, i veneti di solito fanno molta fatica ad andare a chiedere aiuto a qualcuno. C'è da dire che le misure di cui parlava Claudia sono delle misure che non sono degli aiuti, sono dei diritti che questi lavoratori dell'artigianato hanno, e quindi è giusto che di questi diritti li facciano valere, per cui se c'è la possibilità di avere un bonus appunto per il costo dei libri, tra l'altro ironia della sorte, anche i libri sono aumentati perché essendo prodotti con la carta, la carta è il mio settore ed è uno dei prodotti più energivori, e quindi c'è stato un aumento anche lì. Un ragazzo che va alle scuole superiori rischi di dover tirare fuori 400-500 euro per i libri di testo, e quindi siccome ci sono possibilità di aiuti diretti non bisogna assolutamente vergognarsi, è un diritto, fa parte di un accordo sindacale tra le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, e quindi se è possibile ottenere rimborsi per le spese mediche, rimborsi per i libri, per i figli che vanno a scuola,
è importantissimo recarsi agli sportelli dell'EBAV di Sani in Veneto, che sono presenti in tutte le sedi della CGIL, se si è un lavoratore artigianale dell'artigianato, perché è un servizio che noi facciamo gratuitamente per tutti e può aiutare in qualcosa. Dopo speriamo di non dover attivare anche il meccanismo della cassa integrazione, che per l'artigianato si chiama FSBA. Nel caso siamo pronti anche per quello, ma sarebbe veramente paradossale. Quindi il mio invito è anche, appunto, ci sono persone come Claudia nei nostri sportelli in tutto il territorio della provincia di Treviso e in tutto il Veneto per la CGIL. È importante che il lavoratore dell'artigianato, se magari non lo ha mai fatto, prenda un appuntamento, venga a far vedere la sua situazione, perché senz'altro ci sono dei piccoli, dei grandi aiuti che la bilateralità è in grado di dare. Noi ce ne siamo accorti, guardate, perché durante la pandemia c'è stata molta cassa integrazione, per cui moltissime aziende artigianali hanno chiuso. Quelle avete presente che non chiudevano mai, quelle che lavoravano sempre, le aziende artigiane nostre, e in quell'occasione ci sono venuti dei lavoratori, perché appunto noi erogavamo, faceva la domanda per fare la cassa integrazione, che l'hanno scoperto per la prima volta, e quindi è stato molto importante, perché anche in quell'occasione siamo riusciti a spiegargli che ci sono tutta una serie di aiuti e sostegni economici che è importante in questo momento utilizzare. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta. Claudia Gava, che risposte si possono dare allora agli artigiani, a chi viene a chiedere questo? E partendo dai libri, ad esempio, prego. Riprendendo il discorso, in realtà non esiste un sussidio libri, però esiste un sussidio che va a riconoscere, diciamo, le capacità dei figli, ovvero il fatto che un figlio quest'anno, con la pagella di questo anno scolastico che è finito a giugno, abbia raggiunto almeno la media del 7 nei voti scolastici. Il lavoratore, a partire da gennaio del prossimo anno, può fare la richiesta di questo sussidio, che prevede 250 euro per i figli che fanno sulle scuole superiori, quindi dalla prima alla quinta superiore. Se invece i ragazzi vanno all'università, questa borsa di studio di fatto diventa di 500 euro, e lì cambia il parametro, nel senso che basta che i ragazzi abbiano di fatto superato il 50% degli esami previsti dal loro piano di studio per quell'anno. Quindi in realtà è un sussidio che non è collegato ai libri, ma che comunque permette a questi ragazzi che si impegnano di poterseli acquistare o acquistare altro materiale che gli serve. E vedo che i genitori, soprattutto quest'anno, incentivavano i ragazzi a dire: guarda, devi essere bravo a scuola, devi raggiungere la media del 7, così poi quei soldi, quando arrivano, li puoi utilizzare per i tuoi studi, per quello che serve. Bisogna dire che poi ci sono anche dei sussidi per i ragazzi che fanno dall'asilo fino alla terza media, e quelli sono collegati comunque al reddito da 7,30 anno precedente. C'era un altro sussidio che quest'anno è stato molto richiesto, che era collegato all'ISEE, e la maggior parte delle persone aveva già l'ISEE in mano, perché vi ricordo che da marzo di quest'anno è partito l'assegno unico, quindi era necessario avere l'ISEE corrente, e quindi con quell'ISEE molti sono venuti a fare la domanda di sussidio, e era collegato al numero di figli ad avere un ISEE pari o inferiore a 23.000 euro, per cui a seconda delle categorie c'erano dei riconoscimenti che andavano da 100 a 200 a 300 euro a figlio, e questo ha permesso comunque alle famiglie con figli di ottenere, diciamo, dei soldini in tempi anche abbastanza veloci, perché bisogna dire che in questo caso EBAV ha pagato velocemente, nel senso che le scadenze per il 2022 erano per i sussidi libri scuola, per i sussidi scuola il 31 di maggio, mentre per quello con l'ISEE il 30 di giugno, però in realtà nel giro di poco tempo i lavoratori ci chiamavano e ci dicevano: guarda, ci sono già arrivati i soldi. Ricordo sempre una cosa: i sussidi dell'EBAV ovviamente contribuiscono a fare reddito, quindi di fatto poi bisogna
bisogna presentare il 730, quindi arriverà un CUD a casa. Questo perché correttamente tutti quanti paghiamo le tasse, quindi bisogna anche fare questa cosa. Però devo dire che i lavoratori sono anche molto informati su questa cosa. Per quanto riguarda invece le bollette, nota dolente di questo periodo? Allora, per quanto riguarda le bollette in realtà non c'è nulla, perché poi il problema delle bollette è esploso nell'ultimo periodo. Quello che ci chiedono i lavoratori, soprattutto quelli che sono in cassa integrazione, è di avere una pronta risposta, un pronto pagamento di quella che è l'indennità di FSBA, di cassa integrazione. Lì devo dire siamo partiti un po' in difficoltà all'inizio dell'anno, perché non dipendeva direttamente dall'ente, dalla struttura, perché vi ricordo l'FSBA viene pagato dall'ente nazionale, che è nazionale, attraverso, nel caso del Veneto, l'EBAV, e in quel caso lì siccome il governo aveva modificato la norma per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali per le aziende che hanno fino a 5 dipendenti o meno di 5 dipendenti a partire da gennaio, c'era parecchia difficoltà nel recepire esattamente la legge, tanto è vero che le richieste di cassa integrazione fatte a gennaio, febbraio, marzo hanno avuto, diciamo, un proseguio a partire da marzo, esattamente nel momento in cui si è riusciti a chiarire quante settimane spettavano e quindi a far partire anche i pagamenti. Al momento mi risulta che sono stati pagati, chi ha fatto richiesta di FSBA all'inizio dell'anno, sono stati pagati fino alla cassa integrazione di giugno. Hanno, diciamo, delle tempistiche non ottimali, ma lo capiamo perché comunque le richieste sono parecchie. E da quel punto di vista bisogna dire che appunto molto spesso i lavoratori ci dicono che le bollette arrivano, le bollette bisogna pagarle, questo è chiaro, quindi è anche uno spunto per noi per cercare anche di tenere i contatti con l'ente e sollecitare. Ovviamente il sistema funziona, è, diciamo, abbastanza rodato, perché vi ricordo che l'EBA ha una storia quasi trentennale, per cui riesce a dare comunque risposte e devo dire che il passaparola ha fatto sì che tanti lavoratori, come diceva Nicola prima, ci conoscevano solo perché andavamo a firmare la cassa integrazione, adesso vengono comunque ai nostri sportelli per chiedere questi rimborsi. E soprattutto devo dire c'è solidarietà tra i lavoratori, nel senso che se nel momento in cui io gli do il volantino e vedono che c'è una prestazione che può tornare utile al collega di lavoro che ha un problema diverso da loro, gli danno il nostro numero, quindi magari mi chiama un lavoratore e mi dice è venuta la mia collega, mi ha detto fai questa domanda, fai quest'altra domanda, e quindi cerchiamo di indirizzarli. In questo momento le prestazioni 2022, diciamo quelle di cui parlavamo prima, scuola e ISEE, sono di fatto scadute con la fine di giugno. In realtà ci sono in essere appunto le casse integrazioni che proseguono durante tutto l'anno e ci sono anche in essere purtroppo quelle indennità di cui non si vorrebbe mai avere bisogno, che riguardano quei lavoratori che purtroppo sono stati licenziati. Anche lì viene riconosciuto un indennizzo che è pari a 9,50 € per quei lavoratori che sono stati licenziati e sono in NASPI fino a un massimo di 20 settimane. Cosa vuol dire? Che se io vado in NASPI però nel giro di 2 mesi trovo un lavoro, ovviamente farò la domanda passate i primi 3 mesi e le 20 settimane, ma
farò la domanda fino al momento in cui ho trovato lavoro. Se invece purtroppo non trovo lavoro, mi verrà indennizzata l'intera quota di 9,50 € per ogni giorno della settimana fino al compimento delle 20 settimane, che non è tantissimo, però è un aiuto. Tanto è vero che nei giorni scorsi, per fare l'esempio proprio ieri, sono venuti un paio di lavoratori e mi dicono: non sono passate le 20 settimane, posso fare la domanda lo stesso e chiedere un acconto? Sì, basta semplicemente che stampi la tua situazione di iscrizione al centro per l'impiego alla data di oggi e intanto chiediamo un acconto di questi soldi, proprio perché ci dicono: guardate, facciamo fatica a pagare la bolletta dell'Enel piuttosto che la bolletta del gas e ovviamente in questo momento siamo in una fase in cui non fa ancora freddo e quindi sono bollette alte sì, ma non di un consumo stagionale, per cui presumo che se non saltano fuori altre cose diventa complicato. Diverso invece è il discorso per quanto riguarda le spese sanitarie. Su quello c'è la fermo un secondo, Claudia, perché ho una telefonata in linea e quindi poi me lo segno, parliamo delle spese sanitarie, però devo dire insomma che quello che ci ha detto Claudia è già indicativo, è un campanello d'allarme che dovrebbe suonare ben forte per chi deve prendere decisioni. Pronto, buongiorno, che abbiamo in linea? Buongiorno dottoressa, buongiorno a lei e ospite. Io sono Sebastiano da Abano. Volevo fare io una domanda. Io lavoro ad Abano in un hotel. Ho un contratto a tempo indeterminato, lavoro a tempo pieno, quindi non ho contratto precario, ho un serio contratto, per fortuna. E oggi come oggi è difficile. Per fortuna ho trovato degli imprenditori seri, che ha 20 anni che io lavoro ad Abano. Prima, quando ad Abano l'hotel naturalmente che fa è stagionale e chiude. Quando prima succedeva che quando chiudeva io facevo la domanda di disoccupazione e venivo ogni mese pagato. Dopo che cosa ha fatto? L'INPS ha detto, dice: chi ha un contratto a tempo indeterminato io non ti riconosco la disoccupazione perché tu non vieni licenziato, vieni sospeso. Quindi che succede? Non prende soldi da datori di lavoro perché naturalmente non lavorando l'hotel è chiuso, quindi non fattura nulla e non male che non mi paga. L'INPS non ti paga perché dice tu sei in sospensione e quindi noi prendiamo 0 lire. Volevo sapere se la sua ospite sa qualcosa di questo fatto di Abano, di questo territorio particolare che funziona purtroppo così. E l'INPS potrebbe trovare le soluzioni, però io credo che l'INPS non ha voglia di trovare le soluzioni perché tanto l'INPS soddivia sempre ogni mese, noi invece quando veniamo bloccati per 3 mesi all'anno fermi, alcune volte anche 4, non prendiamo neanche un centesimo. La ringrazio, mi scusi e spero che mi dà una risposta. Grazie a lei. Beh, è un caso particolare, però insomma non so se vuole rispondere lei a Talmi. Io credo che il tema sia che ovviamente essendo che il contratto di lavoro è un contratto di lavoro in essere a tempo indeterminato e quindi il lavoratore non si trova a essere licenziato, per questo non gli viene riconosciuta la NASPI. È una forma, diciamo così, di contratto a tempo indeterminato, ma come se fosse un part-time, diciamo così, verticale, per cui io lavoro di più in un certo periodo dell'anno e ci sono dei periodi dell'anno in cui non lavoro. In questo caso, nei mesi di non lavoro, io temo che non ci siano aiuti particolari, ma sia un problema di natura contrattuale dell'azienda. Ecco. Non so se Claudia ha qualche informazione diversa, perché non è il nostro settore, però a livello di logica, ecco. Non è il nostro settore, però io consiglierei al lavoratore di contattare la categoria della FICAMS che segue quelle tipologie. Poi è da capire rispetto a questa cosa qui, perché quella categoria in particolare ha un altro ente bilaterale che ha delle prestazioni diverse dalle nostre. Sarebbe da capire rispetto al part-time ciclico, però lì lo indirizzerei direttamente ai nostri centralini della CGIL, anche di Padova direttamente, insomma, per
per capire se hanno diritto ad esempio a quel bonus per i part-time, piuttosto che come dicevo, rispetto alla categoria della Filicams, che ha un ente bilaterale diverso, se ci sono delle prestazioni inerenti. Perché ad esempio il sistema che riguarda i termali ha una tipologia di contratto proprio particolare, e da questo punto di vista bisogna proprio conoscere esattamente la forma contrattuale, per cui lo invito a prendere contatto direttamente con la categoria. Poi in ogni caso anche i nostri patronati INCA rispetto a queste tipologie possono dare delle indicazioni ulteriori. Giusto, quindi insomma diciamo a chi ci ha chiamato di contattare insomma chi di dovere, chi saprà insomma guidarla in quelli che sono poi gli aspetti contrattuali. Voleva aggiungere qualcos'altro? No, diciamo che questo fenomeno noi l'abbiamo vissuto un po' perché alla fine della pandemia tutti i settori turistici hanno ripreso a lavorare, per fortuna, e molti lavoratori stagionali, quindi non come l'ascoltatore, che magari avevano saltato 1 o 2 stagioni perché appunto il turismo era fermo per la pandemia, nel frattempo hanno cercato altri lavori, e quindi se vi ricordate quest'estate c'è stata anche tutta la dinamica di questi albergatori, ristoratori che dicevano di non trovare personale. In realtà, andando a vedere bene nel dettaglio, in realtà lavoratori ne sono stati trovati, nel senso che il mercato del lavoro, per fortuna, in questo momento è piuttosto vivace. E segnaliamo una cosa un po' particolare che poi è bene anche che gli ascoltatori sappiano. Voi sapete che il licenziamento è il licenziamento del datore di lavoro che licenzia il dipendente, e in quel caso si ha diritto alla NASPI. Invece se è il lavoratore che se ne va si chiamano dimissioni, e vengono fatte tra l'altro in forma telematica su un portale del Ministero, e noi diamo assistenza ovviamente alle persone per farlo, perché devi sapere il preavviso, una serie di questioni. E noi stiamo assistendo, ed è molto strano questo, ad un picco notevole di persone che vengono a dimettersi dal posto di lavoro. Tante persone che non te lo aspetteresti in un momento economicamente un po', diciamo così, difficile, in cui è difficile capire le previsioni. L'economia non sta andando male nel nostro territorio, però insomma non è che le prospettive siano rose. E invece c'è un numero crescente, con un aumento sull'anno scorso di qualcosa come il 30%, di persone che vengono a dimettersi volontariamente dal posto di lavoro. C'è da dire che la stragrande maggioranza trova immediatamente un altro posto di lavoro, cioè quindi si dimettono perché sanno già di andare a lavorare da un'altra parte. Però la cosa che a noi ha sorpreso molto in questo periodo, andando a vedere tra le motivazioni, che sì, c'è ovviamente il fatto di poter andare a lavorare in un posto dove magari guadagni qualcosina in più, però c'è anche forte presente sempre di più tra le motivazioni anche ad esempio tempi di vita e tempi di lavoro, cioè il lavoro il sabato, la domenica, i turni di notte, la vicinanza da casa, come se, diciamo, un po' la pandemia avesse in qualche modo ridislocato le priorità delle persone rispetto al lavoro. Cioè una volta, storicamente, il Veneto preferiva fare i turni di notte e fare anche tanto straordinario perché giustamente rimpolpava la busta paga. Invece adesso stiamo assistendo a un fenomeno di tipo diverso. Le persone, diciamo così, cercano un altro lavoro anche per avere una qualità del lavoro e della vita sufficienti, e questo è un segnale secondo me anche positivo, finché lo trovi ovviamente un altro di questi lavori, e per fortuna in Veneto abbiamo ancora questa situazione positiva. Non vorremmo che la freddata invernale appunto dei costi energetici producesse da questo punto di vista un disastro, perché appunto eravamo in questa fase di ripresa. Una delle ipotesi può essere che l'Europa finalmente ponga un tetto al prezzo del gas, perché così mettiamo fine un po' anche alle speculazioni, perché lì se uno va a vedere ci sono delle società che si occupano di distribuzione di gas che in questi anni hanno fatto tanti profitti in più, e infatti in tutti i paesi europei si è deciso di tassare l'extra profitto, cioè il profitto in più, perché guardate che come sempre in ogni situazione di crisi come quella che stiamo vivendo adesso, che è una crisi determinata dalla fine della pandemia, dalla questione energetica, alla questione della guerra, che tutte insieme non ci stanno aiutando, però come sempre
c'è chi soffre e c'è chi sta un po' meglio, e quindi sarebbe opportuno che proprio per evitare una crisi complessiva del sistema produttivo, diciamo così, gli extra profitti che sono stati fatti da alcune compagnie come l'Eni e da Enel ed altre eccetera eccetera, vengano tassate, ma perché quei soldi vengano messi nelle tasche dei cittadini per abbassare le bollette, perché ripeto, mentre un commerciante rispetto all'aumento dei prezzi può tentare di alzare dei prezzi di energia, può tentare di alzare i prezzi all'utente, può tentare, perché perché non è che i clienti se ne vanno. Esatto, in realtà il lavoratore dipendente, che magari è uno dei suoi clienti, quello ha di stipendio, e i nostri stipendi in Italia purtroppo sono fermi da troppi anni. Segnalo anche che tra l'altro uno degli effetti secondari, che in molte aziende del nostro territorio dove ci sono dei premi di risultato, cioè dei premi perché l'azienda va bene, diciamo così, a fine anno, siccome quei premi molto spesso sono legati ad alcuni indicatori, tra i quali il profitto dell'azienda, il fatto che l'energia stia aumentando di costi diminuisce il profitto dell'azienda, e quindi anche nei premi di risultato, che è un po' la 14ª che alcuni lavoratori hanno in alcuni settori industriali, viene tagliata, perché anche l'azienda stessa ha molti meno profitti per questo motivo. Quindi la situazione è veramente preoccupante da questo punto di vista, cioè dalle conseguenze a catena che poi vanno su tutti, chiaramente. Quindi speriamo di avere qualche buona notizia presto, insomma. Noi ce lo auguriamo tutti, la stiamo aspettando da tanto tempo, troppo forse. Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Mi chiamo Genovese Iginio, da Volpago del Montello. Prego. Volevo fare una domanda al signor Altani. Sì. Io sono un pensionato di 80 anni. Mia moglie ha lavorato dal 64 al 72, ha fatto 8 anni prima del matrimonio di contributi e non prende niente. Come mai ci sono centinaia, migliaia di signore che hanno lavorato prima del matrimonio, hanno versato i contributi e non prendono un centesimo? Con tutti questi buoni che hanno dato in giro, si sono sempre dimenticati di queste persone. Sì, purtroppo questo è un fenomeno, il signore che racconta il signore è un fenomeno assolutamente vero, non raggiungendo il minimo dei contributi personali versati nel corso della propria vita. Sostanzialmente queste persone non hanno diritto, diciamo così, ad avere il contributo minimo, mi pare che sia di 20 anni, non so, a seconda degli anni della signora, ma comunque 20 anni di contributi per poter avere diritto alla pensione, e quindi è un fenomeno che ha colpito molte donne che magari hanno dovuto smettere di lavorare perché magari avevano da gestire la famiglia, e sappiamo che molto spesso purtroppo è complicato continuare a lavorare e gestire la famiglia se non ci sono dei servizi nel territorio che funzionano, qualcuno che ti aiuta, e quindi sono molte le donne che, diciamo così, hanno dovuto smettere di lavorare, magari non sono state nelle condizioni di versare i contributi volontari come si poteva fare per raggiungere il minimo pensionabile, e quindi si sono trovati che sostanzialmente i loro contributi versati sono andati perduti, e questa è una cosa che noi abbiamo sempre denunciato come sbagliata, perché se ormai siamo orientati intorno al fatto che il nostro sistema pensionistico è contributivo, cioè che, anche se la signora sta parlando di anni precedenti, ma insomma tutti quelli da ora in poi abbiamo un sistema contributivo, ovvero che io prenderò la pensione sulla base dei contributi che ho versato, ci sono persone che purtroppo hanno versato dei contributi ma di fatto non percepiscono nulla, se non le misure sociali qualora ne avesse diritto. Ecco. Esatto. Claudia Gava, volevo un attimo, prima di passare ai rimborsi delle spese sanitarie, capire un attimo se quegli episodi che ci ha raccontato di lavoratori dell'artigianato che vengono a chiedere magari un'anticipazione per pagare le bollette, se stanno aumentando queste richieste. Allora, quello è un caso molto particolare perché è un sussidio che viene dato ai lavoratori che hanno perso il lavoro. E normalmente lo chiedono, in questi anni l'hanno sempre chiesto alla fine del periodo diciamo delle 20 settimane. Invece assistiamo proprio in questo periodo a richieste di questo tipo. Poi devo dire la verità, capita che perché hanno i nostri contatti, vengono al nostro sportello, ci chiamano e ci chiedono se ci sono sussidi diversi, perché magari le chiamate centralizzate
centralini del sindacato sono tante volte trovano il centralino intasato, ma effettivamente riceviamo tante chiamate, quindi diventa anche difficile rispondere a tutti, e tante volte magari ci chiedono: c'è un sussidio di questo tipo, ce n'è un altro, perché poi sentono parlare di bonus, quindi è anche compito nostro qualche volta indirizzarli direttamente al centralino, se può dargli un'indicazione, al CAF se la domanda viene inoltrata attraverso il CAF, oppure se viene inoltrata attraverso il patronato. Quindi cerchiamo di dare queste indicazioni qua. È vero che ci sono una miriade di bonus, ma è anche vero che molto spesso i lavoratori vanno a guardare su internet e in questa fase, mi permetto di dire, di campagna elettorale, basta che uno dica che vuole fare un bonus piuttosto che un altro, che prendono per vero tutto quello e vengono da noi. E poi vengono a dirci: ma c'è il bonus di questo, c'è il bonus di quell'altro. No, semplicemente qualcuno ha detto che voleva fare una cosa. Non è detto che questa cosa esista, perché comunque i bonus che vengono fatti dal governo sono fatti attraverso i decreti legge e ve ne sono una serie, alcuni sono scaduti, altri continuano a essere, però bisogna sempre rifare riferimento a quelle norme di legge. E vi ricordo, molto spesso vengono annunciati, non hanno seguito, oppure sono limitati a dei redditi specifici, molto spesso determinati proprio con l'ISEE, quindi i lavoratori vengono invitati a fare l'ISEE. L'ISEE, vi ricordo, lo fa nel nostro caso, siccome è comunque un reddito, un misuratore della situazione economica, vengono fatti dai CAF, quindi noi li invitiamo ad andare dai CAF e poi magari passare da noi per vedere come indirizzarli. Alcuni, come dicevo al signore prima della categoria che lavorava alle terme, in quel caso lì ci sono alcuni bonus che sono collegati direttamente al tipo di lavoro che fai. Ultimamente, devo dire, dopo la questione dei 200 euro, per fare l'esempio, che sono stati dati a luglio, poi c'erano delle situazioni di chi li ha presi, chi non li ha presi, le badanti in un modo, il lavoratore dipendente nell'altro, I precari della scuola. I precari, quindi è stato un po' un caos. Adesso c'è questa storia di questi bonus da 150 euro. Mi pare di capire che ancora se è appena stato fatto non è ancora chiaro come, quindi ogni tanto saltano fuori tutte queste novità. Molto spesso vengono a chiederci delle informazioni, tante volte dobbiamo deluderli e dirgli: guarda che era solo una boutade messa lì, piuttosto che, come, scusate se uso questo esempio banale, la questione dei 41 anni della pensione, visto che il signore prima si riferiva alla pensione della moglie. Di fatto esistono già alcune forme per i lavoratori precoci che vanno in pensione con i 41 anni, ma la maggior parte dei lavoratori vanno in pensione con la legge Fornero. Nessuno ha abrogato la legge Fornero, la legge Fornero è ancora in essere. Se andiamo a vedere ad esempio quota 100, quota 102, la percentuale di quelli che sono andati in pensione e che hanno fruito di quella modalità sono basse, la maggior parte continua ad andare con la legge Fornero. Qualcuno va con i 41 perché è precoce, ma perché ha delle condizioni specifiche che sono comunque tabellate rispetto a lavori usuranti che sono di un certo tipo e rispetto al fatto di aver assistito un familiare con una grave disabilità e quindi usufruendo dei congedi legge 104, ma parliamo di congedo, quello dei 2 anni. Nello specifico, non basta il congedo 3 giorni al mese, quindi anche lì conviene sentire per chi ce lo chiede direttamente il patronato, perché tante volte tutte queste notizie che fuori escono molto spesso non sono limitate a un numero esiguo di lavoratori con delle caratteristiche molto particolari, e lo stesso discorso vale appunto per i bonus.
Poi devo essere onesta, mi arrivano in un appuntamento anche persone che mi chiedono il bonus dell'EBAV e poi magari gli chiedo fammi vedere la busta paga e versano, hanno un contratto metalmeccanico, quindi non versano le quote dell'EBAV e di San in Veneto, però in quel caso lì magari gli diciamo guarda, Metalmeccanico Industria ha un altro ente a cui puoi chiedere, cerchiamo comunque sempre di indirizzare le persone verso diciamo il riferimento che può dargli una mano dove bene sia la possibilità, ovviamente. E questa cosa della pensione che diceva Claudia è la cosa che ti chiedono di più, insomma, anche frequentando i posti di lavoro, perché appunto, come diceva giustamente Claudia, la gente sente le promesse elettorali e le scambia per decisioni prese. Purtroppo non è così, speriamo dopo il voto che sia un governo stabile e prenda una decisione, perché comunque il tema dell'età pensionabile nel nostro paese è molto confusa, diciamo così. Peraltro il ritorno da quota 100, che appunto ha coperto solo poche persone, al funzionamento normale della riforma Fornero, potrebbe comportare per alcuni classi di lavoratori l'allungamento dell'età di lavoro di 2, 3, 4 anni. E la cosa che è peggiore della riforma Fornero è che è uguale per tutti. Noi insomma non ci stanchiamo di dire che i lavori non sono tutti uguali, ci sono dei lavori per i quali è impensabile di continuare a fare i turni in catena di montaggio, magari col turno di notte a 65, 66, 67 anni. Peraltro, finché non mandiamo in pensione i lavoratori un po' più vecchiotti, è più difficile anche creare dei posti per i lavoratori più giovani, per cui un punto di equilibrio era per chi ha diciamo il sistema contributivo è che, se voi fate anche i conti, se uno ha versato per 41 anni i contributi all'INPS, diciamo così che la sua pensione se l'è guadagnata a prescindere dall'età che ha maturato in quel momento, e quindi noi ci auguriamo, insomma, la proposta della CGIL è che ci sia una riforma complessiva che tenga insieme il fatto che se uno ha lavorato 41 anni possa andare in pensione, e l'altro elemento che a me preoccupa molto, io faccio spesso assemblee nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, e a me preoccupa il fatto che i ragazzi giovani, che ce ne sono tanti che lavorano nelle nostre aziende, vedono la pensione ormai come una chimera, una cosa irraggiungibile, ed è un problema, perché se io non ritengo di avere una certezza previdenziale, cioè che io a una certa età andrò in pensione e potrò anche magari vivere decentemente con la mia pensione, ai giovani viene detto, diciamo così, ma tu chissà quando andrai in pensione. Ecco, in un paese, se tu non hai un patto sociale sul fatto che chi lavora, perché anche se il sistema contributivo, ovviamente chi lavora versando i contributi paga le pensioni a chi è in pensione, la popolazione si invecchia, ci sono sempre più pensionati e meno lavoratori, e ai giovani viene il sospetto che qualcuno gli stia tirando un brutto scherzo. Ecco, questo è inaccettabile. Noi puntiamo molto ovviamente sul fatto anche che se il giovane ha avuto periodi lavorativi e periodi di non lavoro per la precarietà e quant'altro, serve un meccanismo di garanzia contributiva per i giovani per garantirgli una pensione futura. Poi ci sono anche le pensioni integrative su cui noi spingiamo molto, perché però sapete, se uno ha già un salario basso, metter via anche i soldi sulla pensione integrativa è piuttosto difficile. Noi lo facciamo ad esempio con i premi risultato, incentivando l'azienda che mette qualche lira in più, qualche euro in più. Però ecco, il tema delle pensioni, io mi augurerei che il prossimo governo, qualunque esso sia, lo affronti in modo serio e definitivo, non che ogni 2 anni siamo di nuovo a parlare di come cambiare il sistema pensionistico. Deve essere un sistema equilibrato, perché una persona deve poter andare in pensione a un'età decente, diciamo. Forse in passato sono state fatte con i baby pensionati, queste cose qui, delle porcherie in passato, perché si pensava che il sistema sarebbe sempre cresciuto. Non è così. Abbiamo bisogno che anche i giovani abbiano un po' di certezze, perché se no i giovani non fanno figli e siamo punto a capo, ecco, da questo punto di vista. Noi dobbiamo mettere nelle condizioni il nostro paese di crescere. Abbiamo una natalità troppo bassa, abbiamo un'occupazione femminile troppo bassa, proprio perché sulle donne c'è il carico del lavoro e anche della famiglia, molto spesso senza aiuti. Noi da questa cosa dobbiamo uscire. Ci piacerebbe che la politica in questi giorni parlasse anche di questo tema, cioè di un tema del futuro, insomma, ecco, perché purtroppo mi sembra sempre che si parli solo appunto di bonus o cose di questo genere. Servono riforme strutturali
per dare una speranza ai giovani e mandare in pensione le persone più anziane. Anche perché insomma le aziende ce lo dicono, soprattutto le aziende artigiane proprio, sì, che hanno bisogno di giovani. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo e agganciandomi in qualche modo a questo discorso, Talmi, le devo fare una domanda su quella che è tutto il discorso che si è acceso dopo la tragedia di Giuliano Del Seta, del 18enne, sull'alternanza scuola-lavoro, anche perché per il giorno dei funerali è stato proclamato uno sciopero generale, quindi parleremo, ricominciamo da questo, prima c'è la pubblicità, tra poco. Rieccoci con la nostra straordinaria 3, Nicola Talmi. Abbiamo parlato dei giovani, dell'importanza dei giovani all'interno delle aziende, giovani che fanno un primo approccio magari dalla scuola con l'alternanza scuola-lavoro. Stava facendo uno stage Giuliano Del Seta, 18enne, morto in un'azienda di Noventa di Piave. Tra l'altro in quell'azienda aveva lavorato con un regolare contratto nel periodo estivo, quindi conosceva l'ambiente. Naturalmente poi spetterà alla magistratura fare chiarezza. Per il giorno dei funerali CGIL, CISL e UIL hanno deciso un'ora di sciopero in tutte le aziende del Veneto, un modo per ricordare ma anche per attirare l'attenzione. Sì, guardate, noi appunto attendiamo che la famiglia decida, perché è significativo farlo il giorno del suo funerale. Abbiamo deciso di fare lo sciopero di un'ora, che è chiaramente simbolico per dare l'idea di attenzione, però 2 o 3 cose si possono fare. Io faccio parte anche del COBIS che segue la sicurezza in artigianato e ad esempio nell'artigianato si sta cercando di lavorare a un progetto che eviti l'alternanza scuola-lavoro e gli stage, ma punti piuttosto, diciamo così, a un contratto di inserimento lavorativo, perché guardate, io mi occupo di sicurezza sul lavoro e quando succede una disgrazia come questa, come è successo anche per l'anno scorso per Montebelluna, per Mattia, certo, il ragazzo, allora sono 2 cose che non dovrebbero succedere, cioè nel senso che in un'azienda una lastra di metallo non dovrebbe cadere e comunque nessun lavoratore dovrebbe essere nella zona in cui quella lastra di metallo può cadere, perché le norme di sicurezza si basano su questo. È evidente che lì qualcosa non ha funzionato, magari può essere anche una disgrazia, però una delle riflessioni che noi facciamo, intanto l'alternanza scuola-lavoro ha dimostrato tutti i suoi limiti, perché ci sono corsi di studio in cui ha senso, diciamo così, il pezzo di sperimentazione dentro un'azienda, ma da quel che capisco il ragazzo povero che è morto voleva fare l'ingegnere, quindi immagino che volesse continuare a studiare anche all'università, e quindi non stavamo parlando di, diciamo così, un lavoratore che l'anno dopo sarebbe stato un operaio di quella fabbrica. Ma è evidente che sia l'alternanza scuola-lavoro che gli stage vanno fatti solo in aziende a rischio basso. Nelle aziende dove il rischio può essere più alto non è possibile che un ragazzo che comunque, per quanto possa aver fatto un po' di formazione sulla sicurezza a scuola, per quanto possa aver fatto qualcosa in azienda, possa essere, diciamo così, garantito e sicuro come un operaio di quella fabbrica, perché gli operai della fabbrica, i dipendenti della fabbrica hanno tutti dei percorsi di addestramento. Nelle aziende più grandi c'è una grandissima attenzione alla sicurezza da questo punto di vista, ormai abbiamo fatto passi da giganti eppure succedono le disgrazie, figuratevi se mettiamo dentro un ragazzo. Oltre al fatto, ed è la critica più dura nei confronti delle stage e dei tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro, che è anche un modo, mi si permetta di dire, per avere manodopera a basso prezzo, anzi a costo zero, ecco, che un'azienda seria una cosa del genere nemmeno vuole farla, cioè di solito un'azienda seria se lo fa per farti un favore di metterti una persona in alternanza scuola-lavoro, però con tutte le procedure di sicurezza cioè al giorno d'oggi, inserire un giovane che poi dovresti avere il tutor che gli sta dietro, ecco. Per cui secondo me l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro è in gran parte fallimentare, può essere ridotta ad alcuni settori, ma deve essere fatta nelle condizioni di mettere questo ragazzo nella totale sicurezza. Io credo che dopo un evento come quello che è stato di Noventa sarà più difficile trovare aziende che sono disponibili adesso ad ospitare qualcuno, perché ovviamente adesso ci saranno delle indagini in corso e io temo che qualcosa che non andava in quell'azienda per succedere una disgrazia del genere c'è stata. Quindi il tema è, intanto noi abbiamo un tasso di laureati più bassi di tutta Europa, e semmai il problema che abbiamo è opposto, cioè di orientare i ragazzi al corso di studi, sia delle superiori sia dell'università, sia delle lauree brevi, di tutte le forme che ci sono, per orientarli meglio al mercato. Ma noi abbiamo bisogno
abbiamo bisogno di gente più preparata, più professionalmente preparata, non di mandare presto i nostri ragazzi a lavorare, perché abbiamo il problema contrario, che dobbiamo mandarli più formati. Se poi addirittura li mandiamo nelle condizioni che succedono queste cose, segnalo che poi è morto anche un rider investito, quello non era un giovane tra l'altro, ma era un rider, è stato investito da una macchina. Cioè noi abbiamo avuto una scia di sangue in questo periodo, sia di giovani in alternanza sul lavoro, sia di lavoratori per disgrazie delle più varie. È una cosa inammissibile. Io credo che alle giovani generazioni vada data una prospettiva di tipo diverso, ecco, per cui senz'altro qualsiasi collaborazione tra la scuola e le aziende per far fare delle esperienze si possono fare, ma vanno catalogate le aziende, non possono essere aziende dove ti può cadere una lastra di ferro mentre il ragazzo è lì, ecco, questa è una cosa assolutamente inammissibile. Poi chiaramente insomma, spetterà, come detto, alle forze dell'ordine, alla magistratura far chiarezza e chiarire insomma, se ci sono eventuali responsabilità. Io ho pochissimi minuti a disposizione, Claudia Gava, però lei aveva accennato ai rimborsi per le spese sanitarie, credo sia importante specificare come i lavoratori possono muoversi. Allora, rispetto a Sani in Veneto, i lavoratori possono recarsi presso i nostri sportelli portandoci le fatture e diciamo le prenotazioni delle visite mediche, delle analisi del sangue, ci sono 3.600 prestazioni sul catalogo di Sani Veneto che possono essere rimborsate. Ovviamente bisogna che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti. Per quello consigliamo di portarcele magari passati i 45 giorni da cui hanno effettuato la prestazione, ma soprattutto li diciamo accumulatene un po', che venite magari ogni 3 mesi e facciamo il rimborso in maniera anche veloce. C'è una novità su Sani in Veneto che è stata creata ultimamente e un po' sulla falsariga del bonus psicologo che era stato fatto dal governo, ovvero hanno fatto un pacchetto di 1000 prestazioni per lo psicologo, si chiama Costruiamo Buoni Pensieri, dove contattando degli psicologi convenzionati con Sani in Veneto è possibile avere delle sedute, le prime 4 in forma praticamente quasi gratuita, mentre a partire dalla 5ª hanno convenzionato una cifra standard che il lavoratore ovviamente paga questa quota e poi può chiedere comunque il rimborso della visita specialistica sotto forma psicologica che prevede un rimborso di 46,15 €. Quindi questi pacchetti sono stati creati come novità ultimamente e devo dire che dopo la pandemia molti ne hanno fruito e li hanno utilizzati. Un'altra novità rispetto a tutta la questione sull'artigianato, che non riguarda Sani in Veneto ma che riguarda FSBA e che è del 2 settembre, è che finalmente è stata chiarita la questione della norma di legge che partiva da gennaio di quest'anno e che prevedeva un riconoscimento di 13 settimane di cassa integrazione di FSBA per i lavoratori che non avevano diritto alla CIGO, per capirsi, e quindi pagati dagli enti bilaterali da FSBA. È stato chiarito con il mese di agosto, è stata recepita la norma per cui diventano 20 settimane, ma soprattutto il 2 settembre è stato firmato un accordo da CGIL, CISL UIL, Confartigianato, CNA e Artigianato Trevigiano, quindi gli enti che partecipano a FSBA e a EBAV, che prevede il recepimento e il miglioramento delle norme, per cui a partire da gennaio 2023 per le aziende che hanno meno di 15 dipendenti, che non applicano la CIGO, ovviamente, che applicano queste norme qui, le settimane diventano 26 e quindi questo permette anche di affrontare questo periodo difficile che sta venendo avanti con la copertura della cassa integrazione sotto forma di FSBA.
Perché lo dico? Perché purtroppo nella fase intermedia da gennaio a marzo-aprile, in cui le settimane erano solo 13, quindi 65 giorni effettivi di prestazione, alcuni, non tanti per fortuna, però alcuni lavoratori hanno perso il posto di lavoro e soprattutto se non si è più giovani diventa difficile anche ricollocarsi. Adesso viene avanti tutta questa situazione collegata per carità alla guerra, siamo consapevoli che è una situazione particolare, però di fatto c'è una differenza sostanziale tra i lavoratori dell'artigianato e i lavoratori dell'industria, e quelle aziende che hanno meno di 15 dipendenti e quelle che ne hanno più di 15 dipendenti. Per cui i lavoratori per noi sono tutti uguali, sono lavoratori, devono essere garantiti in tutte le forme. Per quello diciamo è importante questa cosa che è uscita. Per il resto, tornando alle spese sanitarie, invitiamo i lavoratori a rivolgersi ai nostri sportelli, perché poi tante volte le prestazioni che non pensano di avere le possono rimborsare. San Veneto rimborsa anche gli interventi chirurgici, ma soprattutto in questo periodo che abbiamo notato nascono parecchi bambini, c'è tutto un pacchetto maternità per le visite specialistiche per la mamma e tutti gli esami che le mamme fanno, ma soprattutto c'è un post gravidanza che è sia per le mamme ma anche per i papà che pagano San Veneto, che rimborsano pannolini e latte e altre prestazioni relative proprio al periodo successivo alla nascita, pari a 500 euro fino a 2 anni di età. Cosa vuol dire? Che fino a un massimo di 500 euro nell'arco dei primi 2 anni di età del bambino possono essere rimborsati latte e pannolini non a percentuale ma proprio a costo basta presentare lo scontrino, che può essere anche quello del supermercato. E da quello che mi dicono queste mamme i pannolini costano parecchio, sempre per la questione dell'aumento della carne. Assolutamente. Grazie davvero Claudia Gaver, SBA CGIL Treviso, grazie Nicola Talmi, segretario generale SLC Veneto, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Arrivederci.